La serie playoff tra Bertram Dertona Tortona e Virtus Segafredo Bologna è arrivata a un bivio. La squadra di coach Banchi ha in mano il primo match point per accedere in semifinale. Quella di De Raffaele ha tutta l'intenzione di rimandare il discorso sfruttando la spinta dei suoi tifosi. Amici di DAZN, ben ritrovati da Mirko Fusi, pronti a vivere dal Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato le emozioni di gara 3 dei quarti playoff tra Tortona e Virtus. Avremo il piacere di farlo in compagnia di coach Simone Pianigiani. Buonasera coach, ben ritrovato. Ciao Mirko, buonasera a tutti. Il punteggio della serie recita 2-0 per la Virtus, 92-80 è il verdetto di gara 1, 83-77 quello di gara 2, ma la Virtus ha dovuto guadagnarsele col sudore queste vittorie e oggi coach, per chiudere il discorso, dovrà superare un ostacolo ulteriore rispetto all'organizzazione e al talento della Bertram, ovvero la spinta del Pala Ferraris. Sì, sicuramente, quindi ci sarà un'addizione di energia prevedibile da parte della Bertram e dopo due partite, come giustamente hai sottolineato te, comunque che sono state partite vere, impegnative per Bologna, perché Tortona ha già fatto vedere tante cose, sono state partite tattiche, cambi di difesa, cambi sistematici, un po' di tutto. E credo che lo sarà ancora di più oggi. Una Virtus peraltro che cambia, perché se mancava un giocatore come Schengelia, che pur essendo un lungo è una fonte di gioco di Bologna, di creazione di gioco, oggi però senza Lundberg viene a mancare uno dei pochi giocatori di pick and roll, probabilmente diciamo partendo spesso dalla panchina, di quei giocatori che manteneva il ball handling, le iniziative e la creatività venendo da dietro, per cui Banchi dovrà trovare soluzioni diverse. Sarà una Virtus diversa e vedremo anche se Tortona proverà delle cose in più, ma ci aspettiamo una partita ruvida, perché anche le prime sono state appunto di questo tipo, tanti falli in gara 2, sarà una bella vera partita di playoff al di là del 2-0. Sì, ci aspettiamo spettacolo anche stasera. Abbiamo visto poco fa anche il tabellone dei quarti di finale. Nello stesso lato di Virtus Bologna e Tortona ci sono anche Reggio Emilia e Venezia, serie sull'1-1, e chiaramente la Virtus aspetterà qualora dovesse staccare oggi il pass la vincente tra le due, mentre la Bertram, come detto, spera di poter prolungare questa serie indipendentemente da quello che succederà tra Reggio Emilia e Venezia. Ovviamente obiettivo della Virtus è anche chiudere il discorso oggi per avere banalmente più giorni di riposo e prepararsi alle semifinali. Sì, ma chiudere, perché è sempre chiudere i playoff, perché una serie aperta è una serie che ti dà sempre incognite, puoi essere favorito quanto vuoi, ma c'è equilibrio, l'inerzia e diciamo la fiducia cambia rapidamente dentro una serie. Ci possono essere una partita in più, significa non solo stanchezza ma acciacchi, possibilità di infortuni, si stravolge tutto in un attimo, quindi devi cercare di chiudere ogni volta e prima possibile. Cosa non semplice, perché ripeto, come abbiamo detto, questo nonostante il 2-0 sono state due partite vere ed è una serie tuttora assolutamente aperta. Eccolo qui il roster a disposizione di Luca Banchi, l'ho anticipato anche coach Pianigiani. Schengelia torna a disposizione dopo la febbre che lo ha costretto a saltare gara 1 e 2, anche Dobric ha parzialmente recuperato, ma c'è sempre Lomas tra i 12, out invece Lundberg, uscito in gara 2 per un trauma contusivo al ginocchio sinistro dopo essere scivolato sul parquet. Il danese verrà rivalutato la prossima settimana. Ovviamente out anche Keikok. Per la Virtus Bologna è la 36esima partecipazione alla post-season, obiettivo ovviamente quel tricolore conquistato l'ultima volta nel 2021. Nelle ultime due stagioni solo l'Olimpia Milano, come sapete, in finale ha arrestato la marcia delle Vunere, che invece hanno di fronte una Bertram che ha la terza partecipazione ai playoff in altrettante partecipazioni alla massima serie. In questa stagione l'accesso alla post-season sembrava lontanissimo fino a qualche mese fa, poi anche il cambio in panchina probabilmente ha dato la scossa ai piemontesi, che hanno agganciato l'8° posto nonostante le sconfitte nelle ultime due giornate contro Virtus e Pesaro. Il tutto, va detto coach, grazie a un rendimento molto importante nel 2024 per la Bertram. Sì, esattamente, perché questa è una squadra, una società che è in costante crescita negli ultimi anni, una società solida, primo anno
anche con le coppe europee, quindi una delle nostre squadre che sanno di dover giocare per questi playoff, però per come era andata la stagione non era assolutamente scontato, e invece adesso una squadra che è nel momento migliore, proprio per questo molto pericolosa e ancora in ulteriore crescita. Spazio all'inno di Mameli. Paolo Ferraris di Casale Monferrato a pochi minuti dalla palla 2, la stretta di mano tra i due allenatori, coach Walter De Raffaele e coach Luca Banchi. Tra poco ascolteremo proprio le parole raccolte nel prepartita al tecnico della Virtus, che ai playoff viaggia con una percentuale di vittorie del 57%, 58 partite da allenatore, 33 vittorie. Oggi alla ricerca del successo, che vorrebbe dire qualificazione alla semifinale per la Virtus Bologna, che ricordiamo la scorsa stagione proprio in semifinale aveva avuto la meglio proprio sulla Bertram Dertona Tortona. Tra l'altro con il successo di lunedì la Virtus ha mantenuto il 100% di vittorie come percentuale negli scontri diretti nei playoff contro Tortona. Questa è la quarta nel giro di pochi giorni, perché siamo stati avversari anche alla penultima giornata di stagione regolare, quindi è normale che le distanze tra queste due squadre si accorcino sempre di più, due squadre che non sono però mai riuscite a schierare la loro miglior formazione, complice infortuni, indisposizioni e quant'altro, quindi cerchiamo di ripeterci in termini di continuità e intensità di gioco contro un avversario che ha tutte le armi per poterci controbattere. Consapevole coach Luca Banchi dei trabocchetti che potrebbe proporre Tortona in questa serata a Casale Monferrato. Daniel Hackett e Marco Bellinelli nello starting five, ovviamente per il nativo di San Giovanni in Perticeto il fresco titolo di MVP della regular season, Isaiah Cordigné e Jordan Miki nello spot di 4 nonostante il recupero, come detto, di Toko Schengelia, e Brian Dustin nel cuore del pitturato, lui che per lunghi tratti, va detto, nei primi due episodi della serie ha stravinto il duello con Ismael Kamagaté. Tra poco anche le parole di coach Walter De Raffaele raccolte nel prepartita. Come ho sempre detto per questa serie, credo che siamo migliorati all'interno della serie, fornendo soprattutto la seconda, un'ottima prestazione. Sappiamo che è una montagna difficile da scalare, siamo andati molto vicini alla vetta in gara 2, ci riproveremo stasera. Sappiamo che c'è tanto talento di una squadra di Eurolega che ha 1000 rotazioni, 1000 possibilità, però sono sicuro che daremo il massimo con l'aiuto del pubblico, che i giocatori proveranno ancora a superarsi nonostante le condizioni fisiche non siano ottimali, ma sono certo che daremo il massimo di quello che abbiamo. Eh sì, qualche assenza importante chiaramente per Walter De Raffaele, quella nota di Luca Severini, è rientrato però Zerini nonostante il problema al dito in gara 2, ha recuperato. Fuori dalle rotazioni ancora Tashon Thomas, Colby Ross, Obasuan, Kyle Wims, grande ex di questa partita, 4 trofei con la Virtus in bacheca, Artur Strautins che conosce molto bene coach Luca Banchi, ovviamente sponda lettonia, e Ismael Kamagaté, giocatore di proprietà
dell'Olimpia Milano. Coach, chiaramente per la Bertram, come ha detto il suo allenatore, è una montagna da scalare, probabilmente il dare il 110% nell'arco dei 40 minuti è una delle chiavi più importanti. No, quella è la base per provarci, non è detto che basti, però come ha giustamente sottolineato coach De Raffaele, in gara 2 hanno già fatto tante cose che hanno portato un po' a sporcare il gioco di Bologna. Vediamo se in casa potranno riuscire anche ad avere più potenziale offensivo, riuscendo a correre di più, perché una delle chiavi, abbiamo visto, gioca praticamente senza il secondo lungo fin da questo starting five, mentre Bologna cerca di stare subito grande, e quindi anche qui saremo costretti a vedere fin da subito chi prevale in questi due assetti. Palla a 2 scodellate ed è Tortona a gestire il primo possesso della partita, con Hackett che prova a togliere spazio a Obasoan, poi si va nei pressi del pitturato con Kamagate, fuori ancora per l'ex giocatore della Svelle che supera Hackett, lo scarico per Strautins che prende e spara da 3 subito a bersaglio la Bertram con Lettone. Sì, questo allargare il campo, ritmo e subito fiducia da parte di Tortona. Prova a sbloccarsi anche la Segafredo. Hackett, lo schiacciato per Jordan Michi, l'accoppiamento è con Kyle Wims, si fa vedere Cordigné dall'angolo, prova a rispondere con la stessa moneta, non ci riesce, allora Bertram che ha la possibilità già di piazzare un primo mini strappo. Kyle Wims ci prova dalla lunga distanza, 2 su 2 da 3 per la Bertram. Kyle Wims può essere una delle chiavi qualora trovi fiducia dalla lunga distanza. Sì, ma soprattutto questa aggressività di prendersi un tiro dopo pochissimi secondi, deve provare a correre per superare la stazza della Virtus, la Virtus che invece è andata subito spalle a canestro, aveva un vantaggio come avevamo detto, e prova ad andarci anche in questo secondo possesso. Gli altri vogliono correre, la Virtus vuole giocare più statica usando i chili e i centimetri dell'esperienza. In questi primi due possessi ha prevalso la faccia tosta di Tortona. Bell'inizio dei Leoni, prova a sbloccare il tabellino anche la formazione di Banchi con Daniel Hackett col crossover, prova la linea di penetrazione centrale, assorbe il contatto. Primi 2 punti della partita per la Virtus con Daniel Hackett, sicuramente non nella sua miglior versione nei primi 2 episodi della serie. Qui Strautins sporcato il possesso, accoppiamento con Bellinelli, arriva all'uscita da parte di Colberos che attacca lungo la linea ma ha calpestato la linea laterale, e prima difesa buona della Virtus che neutralizza la Bertram. Sì, Bologna pian pianino comincerà a cercare di usare quella difesa che abbiamo visto tante volte anche in Eurolega o nei momenti importanti per tenere il primato in campionato. Bellinelli studia la situazione, si affida a Hackett, ancora il numero 23, sta arrivando Isaiah Cordigné, palla ferma in casa Virtus, 8 secondi, Bellinelli se la sente da 3, solo il primo ferro, il rimbalzo difensivo colto da Kyle Wims che fa ripartire Colberos. A proposito di MVP, traccia verticale per Obasoan, fuori da Wims che ci riprova, è caldissimo Kyle Wims, 3 tripla bersaglio per la Bertram che continua a suonare dalla lunga distanza. 7:45 al termine del primo quarto, più 7 per i padroni di casa, con Bellinelli sul fronte destro per Jordan Michi, va ad affrontare Strautins ancora nel pitturato cadendo indietro. Parabola piuttosto fiacca con Tortona che ha la chance di allungare un po' la forbice. Retin Obasoan sfruttando il contatto con Dustin, 11-2, grande energia della squadra di De Raffaele. Sì, ma 8 di questi 11 sono stati tutti in transizione, mezza transizione. La difesa di Bologna deve fare uno sforzo molto più importante per impedire che Tortona attacchi prima che si schieri, e da questa parte Tortona sta accettando anche i mismatch senza fare troppi raddoppi ma con grande fisicità e tutti a flottare e mettere mani. Grande assist di Cordigné per Daniel Hackett, 4 punti della Virtus Bologna, 4 punti targati dal nativo di Forlimpopoli, ancora a bersaglio
per lui solo un punto in gara 2 con 3 palle perse. Direi che ha iniziato con tutt'altra caratura questa gara 3. Obasoan per Strautins, ancora da 3, stavolta non riesce a colpire la formazione di De Raffaele. 11-4 per i padroni di casa con Daniel Hackett che prova a superare Wims che rimane su di lui. 15 secondi per gli ospiti. Dustin traccia verticale per Miki, c'è stato il fallo, il primo di questa partita commesso da Obasoan. E se supera l'aggressività iniziale, la pressione che mettono le guardie, poi Bologna può leggere, come ha fatto con grande attenzione e capacità di esecuzione adesso, i vantaggi che ha di centimetri di spalla e canestro, addirittura stavolta proprio dentro l'area, e quindi l'unica difesa possibile era spendere un fallo. Rimessa effettuata da Bellinelli verso Cordinier, ancora Hackett, lo aspetta Obasoan. Bellinelli prova a fare da ombra a Wims proprio sul numero 3, dalla punta Hackett di nuovo per Bellinelli che non ci pensa due volte, e il classico movimento del numero 3 che mette in difficoltà il marcatore. Stavolta è Kamagate, saranno 2 tiri liberi per le unere. Sì, qui ingenuo Kamagate, perché ormai come hanno detto i due allenatori si conoscono abbastanza e sanno che in quel movimento di uscita di Belli è rapidissimo, e se tu in ritardo arrivi con una mano poi lo mandi a tirare 3 tiri liberi, che non è proprio quello che vorresti per la tua squadra. Assolutamente no, anche perché in gara 2 il ricordo è fresco, ben 11 liberi a bersaglio per Marco Bellinelli, massimo stagionale per lui, tra l'altro perfetto. 11 su 11 tentativi per il fresco MVP della regular season, prima volta in carriera per lui, ufficializzato nella giornata di ieri il Dino Meneghin Trophy. Regular season per lui quasi 14 punti di media, secondo tiro libero a bersaglio, continua nella sua percentuale immacolata in questa serie. 19 punti invece in questi playoff di media, frutto dei 16 in gara 1 contro la Bertram, 22 in gara 2. Gara 2 dove ha prodotto probabilmente lo strappo importante nel terzo quarto con 15 punti in 8 minuti. Qui firma i punti numero 5, 6, 7 della Segafredo, che torna sul meno 4. L'aggressività di Hackett, poi scivola Colbeiros che prova a mantenere vivo il possesso per i suoi. L'aggressività di Daniel Hackett chiaramente può cambiare velocemente il vento di un match. Sì, ma bellissimo vedere un giocatore, anche lui di 37 anni, che si tuffa a inizio partita, che si butta, che mette pressione. Insomma, veramente tanti meriti per questi senatori della Virtus, e onore all'MVP Bellinelli, perché devo dire, al di là di punti, di statistiche, di tutto quello che hai citato, però una stagione proprio di presenza mentale vera, di canestri che pesano nei momenti in cui servivano, e quindi MVP assolutamente meritato. Pronto Daniel Hackett alla rimessa con la Virtus che ancora ha 4 punti da scalare con Isaiah Cordini, e l'accoppiamento con Colbeiros. Aspetta nel pitturato Kamagate, si gira sfruttando il piede perno Brian Dustin. Arriva un altro fallo, il terzo di squadra di Tortona, con la Virtus che ora pazientemente prova a innescare anche l'ex Efes. Sì, hai usato la parola giustissima, pazientemente, perché la Virtus non si è scomposta sull'11-2 di Tortona, ma ha continuato ad eseguire, cercare i vantaggi, e adesso è un 7-0 che l'ha riportata a contatto fuori casa con grande controllo, grande personalità e pazienza. Meno 2 delle unere grazie al canestro di Cordinier, lui sì che è stato un fattore in gara 1 e in gara 2, specialmente nel primo episodio con 18 punti a bersaglio. Kyle Wims prova a slalomeggiare, tiro complesso solo sul ferro, poi Dustin in qualche maniera prevale proprio su Kamagate. Ripartono le unere con Cordinier per Hackett, sbraccia Miki, tiene palla l'ex giocatore del Sesca, ancora per Cordinier. Boomerang sempre per Daniel Hackett, protegge il possesso su Colbeiros, tiro in corsa che il ferro rigetta, poi altro contrasto, recupera palla la formazione di De Raffaele, ma applaude coach Luca Banchi. Sì, perché era un buon tiro, un altro tiro in controllo, erano arrivati in area, un tiro che Daniel il più delle volte segna, per cui un buon attacco che veniva dopo un'altra buona difesa, dove la Virtus è riuscita a contenere l'1 contro 1 contro Miki da parte di
degli esterni di Tortona. Non bastano le 4 ruote motrici di Obasoan, ma arriva, anzi irrompa a canestro Kamagate riportando i suoi sul +4. Vedete il parziale chiuso di 7-0 degli ospiti, consegnato di Dustin per Bellinelli, spara dalla punta, secondo ferro per lui, poi palla che sfila oltre la linea, si resta sul 13-9 quando abbiamo scavallato dalla prima alla seconda metà del primo quarto. Tortona con 3 falli di squadra, ancora nessun fallo di squadra per la Virtus Bologna. Vi ricordo, in contemporanea si sta svolgendo anche il quarto di finale nella stessa parte di tabellone, quello tra Reggio Emilia e Venezia, serie sull'1-1, e già certa di conoscere il quarto episodio tra 2 giorni sempre al Palabigi. Vediamo invece cosa succede a Casale Monferrato con Wims che scambia con Colbeiros, si mette in visione Strautins, lo aspetta Bellinelli, fuori ancora dall'ex Varese, long two per il numero 4 che non riesce a colpire. Riparte la formazione di coach Luca Banchi con Isaia Cordigné, gioco di prestigio del 0-0, trova la strada sbarrata, poi circolazione che va per vie perimetrali, il fallo in attacco perché ha aggiustato in maniera irregolare il blocco Jordan Michi. È tanta pressione dei giocatori di Tortona che giustamente, non solo perché ovviamente non vuoi mai una separazione da Bellinelli, ma perché questo modo di tenere la palla lontano, diciamo più possibile da canestro, li tutela un po' da questo gap fisico che hanno, e poi magari con questa aggressività per liberarsi Bologna può incappare anche in un fallo in attacco come è successo adesso. Un dettaglio importante saranno sicuramente le palle perse, mentre Colbeiros trova il pertugio e poi esulta insieme ai suoi tifosi perché riporta Tortona sul doppio possesso pieno di vantaggio. Anche un po' di nervosismo, riavverziamo la grande giocata del play della Bertram. Sì, devo dire che Ross ormai lo conosciamo, non si spaventa dall'avere una taglia minore rispetto alla quasi totalità dei suoi avversari diretti, ma la faccia tosta per puntare e poi, se come adesso, assorbire anche il contatto. Qui c'è stato un po' di protesta di Cordigné perché voleva un fallo prima del tiro, ma siamo sempre al limite in queste situazioni qua di penetrazione. Adesso gli arbitri ne stavano parlando. Per Colbeiros 2 falli nei primi 3 minuti di gara 2 che ne hanno un po' pregiudicato l'impiego. Poi nel quarto periodo, qualche giorno fa, ha rimesso i suoi a galla dopo il -12 a 6 minuti dalla fine dei regolamentari. Ora avrà anche il tiro libero supplementare, per lui 20 minuti in campo in gara 1, 15 invece in gara 2. Mentre vedete pronto anche Chris Dow a entrare all'interno di questa partita, mentre prosegue il colloquio tra gli arbitri. Credo sia stato fissato anche un fallo tecnico, eccolo qui, certificato anche dalla grafica, sia Colbeiros. Ecco perché arriva anche l'annessa spiegazione. Eccolo l'altro protagonista del diverbio, Isaia Cordigné. Ovviamente screzi che possono starci in una partita di questo tipo. Conduce al momento la formazione di casa, dentro anche Alessandro Paiola, mentre Colbeiros è pronto a scagliare il suo tiro libero supplementare. 2 su 6 in questa serie playoff a cronometro fermo per l'ex giocatore di Varese. Questa partita ha la particolarità di avere sia l'MVP dell'attuale regular season, Marco Bellinelli, ma anche quello della scorsa regular season, ovvero Colbeiros, ovviamente con la canotta di Varese. A bersaglio prova a riallungare la Bertram, +7, 3 minuti e 48 al termine del primo quarto, e c'è l'ingresso in campo anche per Chris Dow, per lui ben 29 minuti in campo in gara 2, frutto anche, come detto, del numero di falli di Colbeiros nella prima parte di partita. Tortona intanto ha esaurito il suo bonus con Obasoan che è andato in pressione eccessiva su Daniel Hackett. Prima ovviamente non abbiamo visto il tiro libero del tecnico perché probabilmente sono stati fischiati uno a Colbeiros e l'altro a Cordigné, quindi ovviamente si annullano. Qui invece arrivano i tiri liberi proprio per l'ex Esca. Attenzione perché il secondo fallo personale per Obasoan, lunetta per Daniel Hackett. ,72,2% ai liberi in stagione per quello che è il terzo giocatore all time per assist nei playoff, 271 in generale, considerando anche gara 1 e gara 2.
fa toccare la doppia cifra alla Segafredo Hackett, che ora prova a ritrovare la concentrazione per portare i suoi sul -5. Fa 2 su 2, si materializza il 16-11 sotto lo sguardo di Walter De Raffaele, 53% di vittorie da allenatore nei playoff per l'ex allenatore della Reyer. Strautins aspetta l'uscita di Obasoan con Hackett che passa dietro al blocco di Radojevic, anche lui entrato all'interno del campo. Fallo ancora fischiato, questa volta vedete sul contatto tra Jordan Mickey e Radojevic, e stavolta è la Virtus a esaurire il proprio di bonus. Secondo fallo personale per Jordan Mickey. Sì, ma eravamo stati buoni profeti, nel senso che, ma insomma, ai playoff è normale, è una partita ruvida, sono spesso al limite i contatti su due lati del campo, e gli arbitri in questi ultimi 2 minuti stanno cercando di fischiare un po' di più per cercare di far capire ai giocatori che vogliono tenere una partita pulita e che non si deve andare oltre. Tanto un'altra tripla, e direi che Tortona è l'ingresso sulla partita casalinga che voleva, che desiderava, come personalità, come aggressività, come efficacia. Meglio di così non poteva iniziare. E ha iniziato con percentuali da 3 di primissimo livello. In gara 1 era stato il 26,7% da oltre l'arco, 28,9% in gara 2, e qui siamo 4 su 5. Ovviamente è difficile mantenere l'80% da 3, ma sicuramente un ottimo inizio sotto questo profilo per la formazione di Walter De Raffaele. 6 punti per Kyle Wims, mentre noi abbiamo modo anche, lo abbiamo già accennato in riferimento a Marco Bellinelli, di andare a vedere quelli che sono stati 3 dei premi più importanti proprio per gli LB Awards: quello di MVP per Marco Bellinelli, quello di top scorer per Charlie Moore, quello di miglior allenatore, coach of the year, per Nicola Brienza, a testimonianza anche della grande stagione da neopromossa, va detto, dell'Estra Pistoia. Ovviamente tanti giocatori presenti anche della Virtus Bologna che sono stati candidati a diversi premi. Ricordiamo nel miglior quintetto della stagione anche Toko Schengelia, che al momento ancora non abbiamo visto, che però insomma insieme a Marco Bellinelli, va detto, è stato uno dei trascinatori non solo in Italia ma anche in Europa delle Unere. Indubbiamente, ma insomma tutte cose che credo da tutti gli addetti ai lavori siano state ampiamente riconosciute, sia appunto nelle squadre di vertice, sia in quelle squadre come Pistoia, che al di là di Moore, che certificato il fatto che è il miglior realizzatore, quello un dato semplicemente numerico e legittimo, incontestabile, ma anche meritatissimo da parte di coach Brienza, perché sicuramente era una squadra a inizio stagione assolutamente inaspettata e impronosticata, Pistoia ai playoff. Scambiano Bellinelli e Hackett, c'è anche Ante Zizic, vedete Bellinelli prova a riprendere confidenza, poi la palla si incastra tra ferro e tabellone. Bertram che recupera il possesso tra le file della Virtus, top scorer fino a questo momento Daniel Hackett. Virtus che sta viaggiando con 3 su 7 dall'interno dell'arco, mentre non ha ancora trovato gioia dalla lunga distanza, nonostante 4 tentativi totali, l'ultimo proprio di Marco Bellinelli. 19-11 e Virtus ancora nella metà campo dei padroni di casa. Bellinelli prova la traccia per Zizic, oscurato dalle mani veloci della Bertram, che corre dall'altra parte con la tripla in transizione di Tommaso Baldazzo, e non sembra intenzionata a far scendere le sue percentuali. Ha referto anche l'ex Olimpia. No, adesso comincia a essere una separazione vera, perché mentre la sfuriata iniziale, i primi 2-3 minuti, credo che tutti se l'aspettassero, Bologna è stata brava e composta, ma adesso sulla fine del primo quarto comincia, chiunque entri per Tortona è on fire, diciamo così. Ancora da 3, stavolta Radojevic, che era riuscito in 3 occasioni tra gara 1 e gara 2 ad andare a bersaglio. Qui non riesce, si resta sul +11 e Virtus che deve provare a ritrovare continuità, non la trova perché c'è il fallo in attacco di Daniel Hackett. Altro buon segnale per la Bertram, altro segnale meno positivo direi per la Virtus. Sì, quell'aggressività che abbiamo sottolineato più volte, no? Che ci aspettavamo degli esterni per riuscire a sporcare la fluidità e l'esecuzione della Virtus, che ha fatto le sue fortune in Italia e in Europa in tutta la stagione, basandosi proprio su un'esecuzione di gioco molto efficace. È una squadra poco estemporanea, di molte letture,
perché deve utilizzare così le qualità dei suoi giocatori, e quindi Tortona sta cercando di sporcargliele. Bologna sa che in questo momento la partita la sta facendo Tortona, nel senso che sta correndo, sta prendendo quei tiri nei primi secondi dell'azione, e Bologna deve riequilibrarla cominciando a rientrare, sporcando quelle percentuali, e magari lei segnando 2 tiri in contropiede che fanno sempre tutta la differenza del mondo. In campo anche Polonara, che qui produce un'ottima azione difensiva, il recupero palla delle Vunere che vanno con Paiola. Vediamo qual è l'impatto anche delle seconde linee. A proposito, c'è proprio Lomas in campo, che arriva il fallo di Leo Candi, che produce 2 tiri liberi in favore della Virtus. Leo Candi a 3 punti da quota 1000 in Serie A, e qui rivediamo l'iniziativa di Lomas. Sì, ma abbiamo visto come anche le rotazioni di Tortona continuano con questa aggressività, e poi hanno anche giocatori come Candi, hanno ovviamente il corpo, la fisicità per mantenere alto questo tipo di livello di pressione sulle guardie di Bologna. Polonara che si era presentato col 73,5% a cronometro fermo, lo sporca col primo tiro libero non a bersaglio, il secondo invece fa centro per quello che ricordiamo è il giocatore in attività col maggior numero di rimbalzi in post-season nei playoff. 410 in totale, parziale chiuso di 6-0 come vedete anche dalla grafica, più 10 per Tortona con la gestione di Tommaso Baldasso. Gli offre la possibilità a Radojevic all'angolo per Kyle Wims, senza paura da 3, mostra i muscoli Kyle Wims, 25 per la Bertram, sfiora, minaccia la doppia cifra Kyle Wims e continua a suonare meravigliosamente dalla distanza la formazione di casa. Sì, gioca benissimo, e Bologna non riesce a fermare questa fluidità, questo ritmo di gioco che Tortona sta avendo, sta costringendo proprio Bologna ad inseguirli sul campo, ma questo inseguire fa sì che alla fine trovano sempre un giocatore con uno spazio, con una separazione, e allora poi questi sono giocatori, insomma Wims, se ha questo spazio, è un giocatore che i suoi 3 su 3 da 3 punti li può fare tutta la vita. Assolutamente sì, certificato all'instant replay il tiro da 3 punti, come abbiamo visto anche dalle varie riproposizioni tra gara 1 e gara 2. 1 su 8 da 3 per Kyle Wims, ma lo abbiamo visto, non è un giocatore che si fa sicuramente sfiduciare, anche data la grande esperienza. 3 su 3 in questi quasi 10 minuti di partita, col più 13 di Tortona, che ha avuto sicuramente un impatto maggiore in diverse mattonelle del Pala Energica. Paolo Ferraris, Paiola, c'è il taglio da parte di Lomas, preferisce andare da Bellinelli, dall'ex Baskonia per Abbas che ci prova dalla lunga distanza, Radojevic la tocca, si resta nella metà campo della Bertram. Eccolo qui inquadrato Leon Radojevic, centrocroato ex Bayern Monaco. Abbiamo detto soluzioni da 3 importanti, ha la mano abbastanza educata per offrire opzioni anche da oltre l'arco, l'ha fatto vedere anche già all'interno di questa gara 3. Lomas, palla alta sopra la testa per Paiola, che prova a ricrearsi lo spazio facendo retromarcia, poi punta a Baldasso, palla complessa per Achille Polonara, la difesa di Kyle Wims che contesta il tiro, poi il reattivo a basse, Zizic crea un'altra opportunità, e ovviamente i rimbalzi offensivi sono uno dei tanti temi. Bravo qui Zizic a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Sì, qui c'è un vantaggio Bologna, ma una Bologna che sta veramente faticando a trovare il ritmo partita sui 2 lati del campo, sia difensivamente che offensivamente. Anche stavolta ha rischiato, perché con un paio di tiri fuori equilibrio, se Tortona avesse controllato questo rimbalzo con molti uomini di Bologna vicino al canestro, avrebbe avuto vita facile a segnare ancora in contropiede, e quindi su questi possessi qua intanto si decide molto, perché Bologna con extra possesso adesso per rimanere abbastanza in partita, ma rischiando, ripeto, dall'altra parte, perché non è al ritmo che sta imponendo Tortona. Ante Zizic in lunetta, coach Banchi sta cercando di trovare
la miglior versione del centro ex Maccabi Tel Aviv, che l'ha fatto vedere solamente a sprazzi. 1-2, gli applausi anche di Marco Bellinelli in panchina. Rettilineo finale di primo quarto, vediamo se la Bertram riesce a mantenere o a implementare il cuscinetto, se la Virtus riuscirà a riavvicinarsi nel punteggio. Chris Dow cambia direzione su Paiola, Zerini finta la conclusione, va fuori da Leocandi, jumper da 2 e ora è solamente a un punto da quota 1000 in Serie A l'ex giocatore della Fortitudo. Discrepanza di 1 secondo e spiccioli tra i due cronometri, 10 su 15 dal campo per Tortona. Avete visto invece come siano naufragate nel corso del primo quarto le percentuali della Virtus, ma siamo ovviamente solo all'inizio. Iniziativa di Paiola per Zidic, per Polonara che alza le mani. Arriveranno 2 tiri liberi per il cestista della Virtus, fallo di Zerini. Sì, sta cercando un qualche attacco magari anche non bellissimo, ma adesso ovviamente la Virtus deve cercare di speculare su questi vantaggi fisici, sul prendere ovviamente dei tiri liberi per rimanere attaccati alla partita, sperando poi di trovare il quintetto giusto e il ritmo con l'andare dei minuti, cosa in questo momento non sta facendo. Ma è chiaro che se Tortona segna quasi 30 punti in un quarto, è da lì che la Virtus deve immediatamente partire a porre rimedio. Intanto Virtus che ha realizzato l'8° punto dalla lunetta della sua partita, ora anche il 9°. È comunque abbastanza sintomatico che 9 dei 15 punti della Virtus siano arrivati proprio a cronometro fermo, a testimonianza dell'egregio lavoro difensivo della formazione di De Raffaele. Ultimi secondi, vediamo se c'è il tentativo di buzzer beater di Baldasso, che non va nemmeno troppo lontano. Finisce il primo quarto, finora nettamente appannaggio della Bertram, 27-15 per la formazione di De Raffaele. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco per il secondo periodo. Torniamo al Palaferraris perché sta iniziando ora il secondo periodo, si riprende sulle più 12 per la Bertram e vediamo se la Virtus riesce un po' a invertire il trend dei primi 10 minuti. Solamente 3 canestri dal campo per la formazione di Luca Banchi. Baldasso in gestione, attacca il ferro Radošević che brucia Toko Schengelia che riesce a inaugurare la sua partita. Qui perde il duello col cestista croato e va sulle più 14 la formazione di De Raffaele. Eccolo qui il georgiano in post basso proprio contro Radošević, colpo qui subito sul volto, ha avuto la peggio proprio Toko Schengelia e gli arbitri hanno fermato il gioco. Sì, Schengelia ovviamente inutile dire o sottolineare la sua importanza, è chiaro che anche lui
era un po' fuori ritmo, si è fatto subito sorprendere senza anche spendere un fallo da quell'iniziativa di Radosevic. Primo pallone per lui da giocare, ha ricevuto un colpo, però sicuramente è uno di quei leader che può permettere sia con la creazione di gioco sia con solidità difensiva di ridare una sveglia ai suoi compagni. Paiola per Lomas, esplora il pitturato, jumper da 2 che non va a bersaglio, il rimbalzo però in qualche maniera ancora nelle mani del 19, secondo tentativo non a bersaglio, il terzo lo rifiuta, si rifugia nelle mani di Schengelia armato da 3, ferro per lui e Virtus che riesce però ad avere un'extra opportunità ma non riesce ancora a sbloccarsi dalla lunga distanza, siamo 0/6. Sì, deve sfruttare questi extra possessi che sta prendendo per il vantaggio che ha. Bene in questo momento, dopo la voglia e il desiderio di sapere che è uno dei punti con cui far male a Tortona, però poi ha bisogno di queste uscite, di questi canestri, e adesso Abbas è il primo tiro vero, diciamo, in ritmo dentro il sistema di gioco che Bologna è riuscita a segnare. A proposito di Abi Abbas, terzo most improved player della regular season dietro a Grajulis e a CJ Messenburg, intanto gioco che stenta ancora a riprendere dopo il canestro da 2 del nativo di Como, per lui 1 da 3 sia in gara 1 che in gara 2, qui Lomas e Dau con le reciproche attenzioni dopo il primo minuto di gioco, con Paiola che prova con la sua figura a ostacolare la rimessa della Bertram che si affida a Chris Dau, che ora supera la linea di metà campo sulla pressione di Lomas. Ancora l'ex giocatore di Sassari, 13 secondi per i padroni di casa. Zerini ci prova anche lui dal mezzangolo, solo ferro, mette giù il rimbalzo polonare, scivolato Paiola che si è ora rialzato. Lomas rischia il fallo di sfondamento che si materializza, giocata d'esperienza, di energia di Chris Dau. E adesso sta diventando un po' una tonnara, perché Tortona sta giustamente mettendo tutto sotto 2-0 e in casa tutte le energie possibili, come dicevamo, per contrastare ogni palleggio di avvicinamento al suo canestro da parte di Bologna. Bologna, sappiamo la mentalità che ha da questo punto di vista, e non farà certo un passo indietro, per cui adesso gli arbitri poi dovranno essere bravi, perché ci aspettiamo, diciamo così, non certo una diminuzione di contatti. Abbiamo visto anche il presidente della Bertram, Marco Picchi, sostenere i suoi giocatori sul possesso proprio dei padroni di casa. Ci prova Baldasso dalla lunga distanza sul +12, nulla di fatto, altra tonnara al rimbalzo, ne esce fuori la Virtus con Schengelia, fa ripartire Hackett con Wims che prova a dargli filo da torcere, ma Hackett si è trovato la strada. Punti numero 18 e 19 della Segafredo, stavolta il time out è di De Raffaele. Sì, direi che proprio a livello di sguardi, di energia, di fisicità difensiva, la Virtus ha iniziato il secondo quarto in una maniera più consistente e adesso comincia a diventare sempre più bella. Altri 2 punti per Daniel Hackett, mini parziale di 4-2 della Segafredo in questo secondo periodo, e Hackett che sale a quota 8 punti, nettamente il top scorer dei suoi. Dall'altra parte invece Kyle Wims che è a quota 9. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con i playoff su DAZN, non solo per quanto riguarda questa partita, ricordiamo oggi è anche giorno di gara 3 per quanto riguarda Reggio Emilia e Venezia. Per quanto riguarda le gare 4 di cui abbiamo certezza, ovviamente quella del 18 maggio tra Reggio Emilia e Venezia, sempre con lo scenario del Palabigi, mentre il 19 dalle ore 18 ci sarà la gara 4 tra Trento e Milano. Ricordiamo domani ci sarà gara 3 tra le formazioni di Galbiati e coach Messina. Intanto a colloquio Alessandro Paiola, tra l'altro Alessandro Paiola che ha avuto modo all'interno della post-season nella storia della Virtus Bologna di farsi notare, diremo tra poco il motivo. Eccoli qui i migliori realizzatori fino a questo momento per quanto riguarda la storia della Virtus Bologna. Pensate che
solo Brunamonti e Teodosic a livello di assist hanno fatto meglio di Alessandro Paiola, che quindi spera di far correre ulteriormente il suo tassametro dopo i 7 assist sfornati tra gara 1 e gara 2. Gioco ripreso con Baldasso che fornisce la sfera a Radojevic, fallo proprio di Toko Schengelia. Dovrebbe trattarsi del terzo fallo di squadra della Virtus in questo secondo periodo. Sì, però avevamo detto, no, che ci aveva sorpreso il primo possesso, che non aveva speso un fallo, aveva accettato un canestro facile di Radojevic, adesso ha immediatamente fatto capire che è entrato in partita. Prova a mutare anche il linguaggio del corpo, intanto giocata d'energia di Kyle Wims che va a subire un altro fallo, il quarto di squadra della Segafredo, con Schengelia che prova a emulare il fatto di essere rimasto nei pressi dello Smile in verticale. Attenzione, perché Segafredo che esaurisce anzitempo il bonus, e questo potrebbe essere in prospettiva un problema, perché mancano 7:43 all'intervallo lungo. Non c'è dubbio, quasi 8 minuti da giocare col bonus in una partita dove la fisicità va usata, non semplice per Bologna. Deve essere comunque brava Tortona ad aprire il campo e a non essere statica, proprio per andare a guadagnarsi delle chance in lunetta. Seconda e terza volta in cui la Bertram si presenta in lunetta, perché finora lo aveva fatto solo con Colby Ross col tiro libero supplementare a bersaglio Kyle Wims. Quota 30 per Dertona, con Wims che scaglia e realizza anche con la seconda parabola. Lo sguardo di Cordigné, Daston e Bruno Mascolo, altro ex all'interno di questa partita. Hackett per Polonara, osserva il movimento di Abbas servito, prova a circunnavigare Strautins, soluzione in reverse, ma il gioco era già stato fermato in precedenza proprio per il fallo del Lettone, che rivediamo. Tortona ha falli da spendere, quindi su questa ricezione profonda di Abbas non ha avuto dubbi. Deve giocare così Tortona e sporcare ogni volta che può i possessi della Virtus, mettere come adesso tanti corpi, pazienza se vanno in lunetta, ma per adesso la strategia di coach De Raffaele è proprio quella di portare fuori dai suoi livelli normali di esecuzione la Virtus, e ci sta riuscendo. Prova tassello dopo tassello a implementare la sua prestazione Toko Schengelia, che ricordiamo inaugura oggi i suoi playoff della stagione 2023-24. Arrivato terzo Schengelia nella corsa al titolo di MVP della regular season, alle spalle di Rajon Tucker della Reyer Venezia e ovviamente al suo compagno di squadra Marco Bellinelli. Per il georgiano stagione da 14 punti, oltre 5 rimbalzi di media in Serie A. Sbaglia il secondo tiro libero, prova a lottare al rimbalzo Kyle Wims che per poco non sporca il possesso a Paiola, che lamenta anche un tocco sul braccio destro. Più 11 per la Bertram e rimessa per la formazione di banchi. Arriva Hackett con Dau che l'aspetta in punta, crea spazio Schengelia. Polonara ancora per Daniel Hackett che gira alla destra di Dau. Partenza dello stesso Schengelia che ora costringe Kyle Wims a spendere il terzo fallo di squadra di Dertona. Sì, è quello che dicevamo. La Virtus non ha tanta creatività, l'assenza di Lundberg pesa, allora Schengelia diventa proprio una fonte di creazione di gioco, come è stato spesso durante la stagione, e questo suo attivismo in questi ultimi possessi ha fatto spendere anche 3 falli rapidamente al Dertona, e poi questi extra possessi in cui la Virtus ha capito che al di là della fluidità può vincere, e si vince una partita playoff anche essendo, come dire, brutta, sporca e cattiva, nel senso deve andare a rubare canestri con extra possessi, lottando al rimbalzo, andando a prendersi falli con gomiti e con sacrificio. E infatti riguardo al numero di rimbalzi offensivi, va detto lì la Virtus per ora sta prevalendo, siamo già a quota 10 contro i 2 della Bertram. E a proposito, vediamo se darà il suo contributo anche il rientrante Zizic, con Schengelia che va a prendere ossigeno in panchina. 31 Bertram, 20 Virtus, 7 spiccioli all'intervallo lungo con Strautins aspettato da Abbas. Arriva da Paiola, passa alla destra di Wims che se la sente da 3, secondo ferro abbondante, si lotta al rimbalzo tra Zizic
e Kamagate. Arriva il fallo proprio del cestista della Virtus, andiamo a rivedere qui nel tentativo di taglia fuori sul cestista francese. Bravo Kamagate a prendere posizione, poi allora diventa pericoloso con la sua taglia e quindi Zizic lo ha agganciato. Sono due tiri liberi importanti per Tortona, perché è un momento in cui le percentuali da 3 punti cominciavano un minimo a scendere e la difesa di Bologna cominciava a sporcare questi tiri, e quindi andare in lunetta, come dicevamo, avere ancora tanti minuti col bonus è importante. E Bologna con Schengelia, che è dovuto probabilmente tornare ancora a prendere fiato, che ha giocato molto poco fin qui, insomma Bologna deve trovare risorse da più giocatori date le assenze, ed ecco che ritorna anche con diciamo i pezzi forti del suo attacco, perché ha bisogno di punti anche Bologna. Dentro di nuovo Belinelli, Kamagate intanto è salito a quota 3 punti personali, non era riuscito ad andare a bersaglio nei primi 2 episodi della serie, riesce a sbloccarsi il giocatore di proprietà dell'Olimpia Milano. Post basso per Zizic, aspettato proprio dal 14, grande movimento sotto le planche, 2 punti per Ante Zizic a riportare la Virtus sul meno 10. Obasoan in conduzione, poi prova a fare retromarcia a Baldasso, il lob per Kamagate, assapora il mismatch in termini fisici con Hackett, finta la conclusione, Wims alzata per Kamagate leggermente imprecisa, lo aspetta lì Zizic che lo stop, allora riparte la Virtus con Hackett, palleggio insistito dell'ex Sesca. Abbas finta il passaggio per Zizic, torna da Paiola, circolazione che resta perimetrale con Hackett, 10 secondi, posizione profonda per Abbas, eccola la pazienza della Virtus Bologna che costringe Baldasso al fallo. Sì, c'è stata prima un'ottima difesa di Bologna che si è chiusa 2 volte, ecco qua adesso la chiusura dell'area contro Kamagate e le rotazioni prima, e poi interessante che per la prima volta, se non sbaglio anche nella serie, ma sicuramente oggi, anche Bologna si adegua giocando con 4 esterni di fatto, con Abbas da 4, con Wims, per cui ha adesso anche lei non la taglia che aveva prima, ma può avere un po' più di perimetro e un po' più di capacità di allargare il campo. Ricezione complessa di Belinelli e tiro non a bersaglio, cosa che invece dall'altra parte fa Obasoan, che con tempo e spazio a disposizione di solito non perdona, torna sui 4 possessi pieni di vantaggio la Bertram, che ovviamente quando ha spazio con Obasoan in particolar modo riesce, come aveva fatto anche nella prima parte di gara 1, a realizzare punti facili che sicuramente non piaceranno troppo a Luca Banchi. No, perché adesso, ripeto, hanno anche un assetto simile, tutti e due possono avere fluidità e capacità di correre, e quei tipi di canestri pesano tantissimo in una partita equilibrata, tantissimo. Finta il ribaltamento, Zizic, taglio centrale di Abbas che realizza il canestro, subisce il fallo, potenziale gioco da 3 punti per Avudo Abbas con il rammarico di Ismael Kamagate. Rivediamo qui i tempi di passaggio e di esecuzione di Ante Zizic. Si gioca ovviamente in maniera un po' più fluida con 4 esterni, perché poi qui anche nel lavoro di post basso non possono staccarsi troppo gli esterni di Tortona, il campo si allarga e quindi poi una sorpresa su un taglio, una penetrazione, ci sono spazi maggiori da utilizzare in attacco. Non è riuscito ancora a sbloccarsi dalla lunga distanza Abbas, ma ha realizzato 2 canestri dall'interno dell'arco, dalla lunetta per il meno 9 della Segafredo, 5-19 al termine del secondo periodo. Eccole qui un paio di statistiche di Ismael Kamagate, a quota 2 falli personali, vedete con Chris Dow pronto a tornare all'interno dei giochi, linea di penetrazione centrale di Obasoan, poi Strautins da un angolo difficile ma riesce ad andare a bersaglio per il nuovo più 11 della Bertram col colpo del lettone. Belinelli, l'uscita, finta la tripla, poi Paiola con spazio, si crea il pertugio e va fino al capolinea. Sì, adesso bel ritmo, 2 bei canestri da una parte e dall'altra, in ritmo di qualità. La difesa di Bologna si era chiusa, ma Tortona è riuscita a trovare un canestro difficile, e di là il ritmo della Virtus che adesso chiaramente cresce
come avevamo detto, con questo nuovo assetto, ed ha anche una possibilità di spingere in questo momento. Fadeaway di Strautins non ha bersaglio, spazio siderale per Hackett per pensare, per scagliare, ma non riesce a realizzare la tripla, e quindi ora prova a ragionare la formazione di De Raffaele. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus, queste le percentuali dal campo, vedete con la Segafredo che a discapito dei soli 3 canestri nei primi 10 minuti dal campo sta cercando di migliorare la sua prestazione. Qui fallo di Paiola su Tommaso Baldasso, ingenuità di Alessandro Paiola che costerà 3 tiri liberi alla Virtus. E questi sono stati 2 possessi molto importanti in questa fase della partita, perché da un lato Bologna era riuscita a correre dopo buone difese e si era presa un tiro apertissimo con Daniel Hackett che poteva dare il -6, quindi solo 2 canestri pieni di distanza sarebbe stato un gran risultato per Bologna considerando questo inizio, e invece nel possesso successivo questo fallo può addirittura riportare a meno 11 o 12, quindi insomma 2 situazioni che potevano quasi colmare il gap o che lo possono tenere importante. Lunetta per Tommaso Baldasso, per lui questa non è ovviamente una sfida banale, avendo indossato sia le canotte della Fortitudo Bologna che quella dell'Olimpia Milano. Qui la sfera prova ad arrampicarsi sul ferro, non ci riesce per Tommaso Baldasso, che avrà comunque una seconda opportunità. 7 su 8 dalla Lunetta sommando gara 1 e gara 2, realizzato anche 4 triple in questa serie nei primi 2 episodi, 0 su 2. Avrà comunque una terza chance. Chiaramente queste occasioni per la Bertram a cronometro fermo pesano, ma comunque arrivano gli applausi del Palaferraris. Fa 1 su 3, Baldasso riporta i suoi sulla doppia cifra di vantaggio, rientra all'interno dei giochi Chris Dow per questa parte centrale di secondo quarto. Daniel Hackett in cabina di regia, sgomita Zizic con Zerini, riceve ora l'ex Maccabi, esplora il pitturato, sfida il numero 0, va di mano destra, parabola non accolta dal canestro. Bellinelli ci prova da 3, ma non è ancora la sua serata sotto questo punto di vista, ci riprova senza paura, e ovviamente uno specialista come lui non fallisce la seconda volta di fila. -7 della Virtus. Ah sì, Belli non si lascia, non perde certo fiducia se non gli entrano 2 o 3 tiri che di solito mette, anzi ne può mettere poi 3 di seguito in 30 secondi, però è interessante vedere come adesso la Virtus, al di là di qualche errore di troppo, però sta andando nel suo sistema e sta trovando spazi in questi ultimi possessi. Sì, è uno snodo importante della partita. Bellinelli se la risente da 3, poi lottano Basoan e Strautins. Attenzione perché ha messo il turbo Basoan fino in fondo. Grandissima giocata del cestista belga che arriva fino al capolinea, riporta i suoi sul +9, gioco fermato da coach Luca Banchi, giocata d'energia importante soprattutto per il momento della partita di Retino Basson. Luca Banchi deve necessariamente spegnere questo fuoco, nel senso che Bologna adesso ha capito, sta giocando, però in un momento in cui Tortona deve guadagnarsi ogni canestro a metà campo con molta più difficoltà di quanto ha fatto all'inizio, però se può avere questi spazi poi per correre, gli dai l'opportunità di avere questi contropiedi, è ossigeno puro che dà fiducia, che gasa il pubblico e che la tiene legittimamente avanti, quindi sicuramente un richiamo importante proprio sull'equilibrio di tiri che Bologna deve prendere, che anche in caso di errore di tiri di alta percentuale non devono trasformarsi in un contropiede per gli avversari. E abbiamo intravisto ancora una volta in più, le qualità atletiche dirompenti di Obassoan. Vedete qui, va a bruciare Zizic, ma ovviamente ormai era lanciato come un treno in corsa, c'era poco da fare contro il 32, salito a quota 6 punti con 3 canestri
dall'interno dell'arco su 4 tentativi, anche un rimbalzo per lui. 3 minuti netti al termine del secondo quarto e vediamo questa slide indoor importante. Chi se la gioca meglio, Hackett si mette in visione Zizic, va a sfidare Wims, poi Abbas attacca lungo la linea di fondo, assorbe il contatto di Kyle Wims. Bella giocata di energia, di potenza di Avudu Abbas per il nuovo -7 della Segafredo, che reagisce subito in uscita dal timeout con Wims che prova ad aprire spazio a Obasoan, poi Dow aspetta Wims con la pressione di Abbas comunque di buona fattura. Ancora il numero 5 per Kyle Wims, prova a riallacciare il filo del discorso da 3. Zizic cerca di arrivare, l'ultimo tocco è del 41 della Segafredo, rimessa offensiva per la Bertram. E qui morbido Zizic, perché è costretto da Zerini, che non ha proprio la sua taglia, a non trattenere questo rimbalzo. Era un possesso importante che la Virtus, dopo che aveva attaccato molto bene la zona proposta da De Raffaele dopo il timeout. Palla subito riregalata però dai padroni di casa, Belinelli, grande assist per Zizic, super traccia verticale di Belinelli, fattura 2 punti ante Zizic. La Virtus si rifà sempre più sotto, -5, e ora ferma tutto De Raffaele. Sì, in un attimo vedi come il timeout deve andare dall'altra parte, perché come abbiamo detto in queste partite il flusso, diciamo, e la fiducia cambia in un attimo. Un paio di recuperi di Bologna e sei lì di nuovo a 2 canestri. Direi che per come fino adesso ha fatto la partita Tortona, questo gap in questo momento non è un brutto accordo per la Virtus Bologna, che se finisce con 1 o 2 canestri di vantaggio, direi per l'inizio, per le percentuali, per l'idea di gioco che ha messo Tortona fin dall'inizio, non è un cattivo investimento poter andare all'intervallo con 1 o 2 canestri di differenza. Quindi questo ultimo scampolo di primo tempo sarà importante dai 2 lati per vedere come finirà. Sì, ricordiamo che il primo quarto era terminato 27-15 per i padroni di casa, nel secondo per ora il parziale sorride alla Virtus 19-12. Ora vediamo se la Bertram riesce a ridistanziarsi in questo tramonto di secondo quarto, con Wims che supera la linea di metà campo, Dow con Kamagate che prova a creare spazio. Eccolo il 14, il blocco alto proprio a favorire l'ex Sassari, scucchiaiata. C'è stata però la violazione di passi di Chris Dow, altra opportunità persa dalla Bertram, che ora deve cercare quantomeno di reggere in difesa il rientro delle Unere. Sì, ma come abbiamo sottolineato più volte ormai in questo secondo quarto, nella difesa a metà campo è una difesa Virtus che chiude l'area, che sporca la visione ai giocatori di Tortona, che infatti di quei pochi punti che hanno segnato sono stati ancora in campo aperto per la maggioranza, ma la difesa schierata fa fatica. Palla un po' ferma in casa Virtus, Belinelli con 5 secondi, attacca Strautins, si alza da 3, nulla di fatto, con Wims che riesce a far ripartire i suoi con 1 minuto e 30 ancora da giocare. C'è Baldasso sul fronte sinistro, lo aspetta Cordinier, fuori da Kamagate che ovviamente da lì non ha i mezzi per scagliare la tripla, ce li ha invece Baldasso, ma c'è la difesa di Cordinier. 5 secondi per l'ex Olimpia, Kamagate, il consegnato ancora verso Baldasso che getta la palla in aria, solo ferro per lui, e Bertram che resta congelata a quota 39. Finta la tripla Belinelli, tanto spazio per Cordinier, ne esce una semi mattonata con Chris Dow che prova a rimettere ordine, vedete, con l'emorragia offensiva della Bertram che continua a macinare oltre i 2 minuti e viene interrotta da questo canestro di Chris Dow. Sì, alla fine un canestro l'ha trovato, però devo dire che Bologna sta sbagliando tantissimi tiri aperti che l'avrebbero già ampiamente rimessa a contatto. È chiaro che Bologna ora in partita c'è, ma se sbaglia tiri o passaggi che non ha fatto quasi mai durante l'anno, allora poi diventa dura. Qui cestina a 2 punti, Wims che sembravano fatti, chiamava anche il contatto e l'interferenza lato Segafredo. Siamo già dall'altra parte con
la Bertram che riesce però prontamente a riprendersi il possesso, diciamo fase della partita dove non regna la lucidità. Qui rivediamo quello che è successo con il movimento a sbracciare di Zizic, non premiato dagli arbitri. Qui riapprezziamo la pulizia di movimento di Chris Dow. Sì, Zizic che l'ha fatto, diciamo così, veder male davanti all'arbitro, perché comunque ormai Bellinelli aveva una linea chiara di penetrazione, non c'era nessun lungo in aiuto dentro, e farla vedere male all'arbitro lì, ecco, è stata un'altra ingenua e pesante palla persa per la Virtus. Dertona che può potenzialmente andare fino in fondo, e ovviamente fa scorrere il cronometro Chris Dow, lo aspetta Paiola, il cambio accettato da Dunston. Chris Dow di mano destra di pregevolissima fattura con Tortona che prova a riallungare, e siamo sul +9. Termina il secondo quarto, termina con la Bertram avanti di 43-34, e considerando quello che era accaduto negli ultimissimi minuti, ora è un affare per Dertona aver riallungato in questo finale. Assolutamente sì, perché la Virtus ha sprecato, era tornata veramente a un'inerzia di distanza, e poteva utilizzare questi 2 minuti, se non per chiudere pari o giù di lì, perlomeno non avere un distacco vero. Invece adesso ce l'ha. Un grande secondo quarto, però Bologna sta cercando di rientrare. Come fate per bloccarli nel secondo tempo? No, dobbiamo continuare così. Iniziamo molto bene la partita, dobbiamo ottenere questo risultato qua in difesa. Giochiamo bene, questi ultimi 20 minuti dobbiamo giocare uguale. Grazie mille. Grazie. E ovviamente Letton è consapevole che servirà una Bertram in versione deluxe per continuare a battagliare contro la Virtus Bologna, che oggi vuole chiudere i conti per andare in semifinale, mentre ovviamente per la formazione di De Raffaele l'interesse è allungare il tutto a gara 4, che si svolgerebbe sempre qui al Palaferraris di Casale Monferrato. Al momento sorridono i Leoni, avanti 43-34. Noi ci fermiamo, torniamo nell'intervallo lungo per raccontarvi il terzo e il quarto periodo di gara 3 tra Bertram Tortona e Virtus Segafredo Bologna.
Torniamo in diretta dal Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Ci stiamo avvicinando all'inizio del terzo periodo tra Bertrand Ertona Tortona e Virtus Segafredo Bologna, gara 3 dei quarti playoff della Serie A Unipolsai. Ripartiremo con le +9 per la formazione di coach Walter De Raffaele. Siamo in compagnia ovviamente sempre di coach Pianigiani. Coach, ovviamente marcare esattamente meriti e demeriti è sempre complicato. Da un lato ovviamente una Bertram che ha messo un impatto, un'energia importante sul parquet, dall'altro la Virtus, vuoi per la condizione non eccellente di Schengelia, vuoi come avevi detto tu anche nel corso del primo tempo per tante triple con spazio non messe al referto, vuoi per l'assenza di Lundberg, non sta trovando la giusta alchimia e la giusta continuità per dare filo da torcere, per rimanere a contatto fino in fondo. Ma un po' come hai detto te, un po' tutte le cose, sicuramente i meriti di Tortona, che ha iniziato come ci aspettavamo, ma poi lo devi fare un inizio del genere con quell'efficacia, con quella fuoco negli occhi e anche con quella capacità realizzativa. Poi chiaramente non puoi giocare 40 minuti come quei primi set del primo quarto, e è diventata una partita più normale tra virgolette, in cui Tortona, pur faticando nella difesa poi della Virtus schierata, con questo atteggiamento positivo da parte di tutti ha trovato comunque uno score importante all'intervallo, ha fatto la sua ottima partita. Bologna era tornata senza eccellere in niente, con tutte le difficoltà che hai sottolineato, a 2 canestri di differenza, poteva finire a contatto, ma veramente 2 o 3 errori, 2 tiri anche aperti, quell'1 su 12 da 3 della Virtus deve assolutamente cambiare se la Virtus vuole provare a chiudere stasera la serie, perché altrimenti va bene degli extra possessi, rimbalzi d'attacco, solidità che poi nel secondo quarto difensiva ha cominciato a rimettere sul campo, ma ha bisogno di fare punti in più. Uscire di qui con un punteggio che replica quello dei primi 20 minuti significherebbe non arrivare nemmeno a 70 punti e diventa difficile. Virtus che ovviamente cercherà di implementare alcuni dei suoi numeri, vediamo, spicca ovviamente l'1 su 12 dalla lunga distanza. Virtus che invece, come vedete, ha vinto fino a questo momento il duello nei rimbalzi offensivi, 12-4. Vi ricordo ancora una volta, per chi non ci avesse seguito dall'inizio, che si stanno disputando le battute finali della gara 3 anche tra Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia, serie sull'1-1. Vi ricordo che voi potete ripescarla anche on demand su DAZN e potete vivere con noi fino in fondo tutti i playoff della Serie A Unipolsai. Domani ci sarà gara 3 anche per quanto riguarda Pistoia Brescia e Trento Milano, delle gare 4 certe. Il 18 maggio dalle 20:45 vivremo Reggio Emilia Venezia sempre dal Palabigi, mentre il 19 maggio dalle ore 18 gara 4 sempre al T-Quotidiana Arena tra la Dolomiti Energia Trentino e l'Olimpia Milano. Anche quella serie fino a questo momento sull'1-1. Iniziano i giochi nel terzo periodo, vediamo chi porta l'ago della bilancia dalla propria parte. Ci prova Schengelia
Schengelia a iniziare col piglio giusto. Il primo fallo di squadra della Bertram con Chris Dow, che vedete insieme a Kyle Wims, in realtà il secondo a commettere l'irregolarità proprio sul lungo georgiano. Ricordiamo ha saltato gara 1 e gara 2 per condizioni febbrili, ovviamente non può essere nella miglior condizione possibile Toko Schengelia, ma Luca Banchi lo ha rigettato nella mischia. Realizza il primo tiro libero, sale a quota 35 la Virtus Segafredo Bologna, che ha pescato a cronometro fermo 12 punti fino a questo momento della serata. Prova a ritrovare la concentrazione l'ex Baskonia a bersaglio, 2 su 2 gli applausi di Zizic e Brian Dustin, meno 7 delle Vunere, e primo possesso del secondo tempo anche per la Bertram con Obasuan stoppato da Bass che gli prende il tempo nel migliore dei modi. Siamo già dall'altra parte con Cordinier, bravo Wims che poi riesce a recuperare anche il possesso. Grande giocata dell'ex Virtus. Sì, è una gran partita, perché poi Wims la maggior parte del tempo deve combattere in ruoli contro avversari molto più grandi di lui. Sta usando tutta la sua esperienza dovunque per essere non solo un punto di riferimento in attacco, ma un leader vero in tante zone del campo. Pick and roll di Kamagate, palla sul fronte destro, Strautins, scarico per Dow, elude Abbas e poi non è trovata la traccia migliore. Palla persa dalla Bertram, stavolta difesa della Virtus che riesce a scamparsela. Ancora inquadrato Kyle Wims, direi giustamente fino a questo momento unico giocatore in doppia cifra della partita, quota 11 punti con 3 triple a bersaglio. Schengelia per Cordinier, si va fuori da Paiola, ancora per Jordan Miki, dalla punta dentro e fuori questa tripla, e continuano a naufragare da 3 le percentuali delle Vunere, che devono necessariamente passare dall'implementare questo numero per tornare sotto. Sì, c'è tanta frustrazione adesso, perché la Virtus ha iniziato con 3 difese eccellenti di squadra, chiudendo, ruotando, recuperando, e poi però di là non sta facendo canestro mai nessuno, e quindi diventa frustrante. Strautins da 3, nulla di fatto, poi Schengelia taglia fuori a rimbalzo Kamagate, altra chance per la formazione di Banchi per rifarsi sotto. Jordan Miki va a sfidare Strautins creando separazione, costretta al fallo la Bertram. Abbiamo visto un Jordan Miki con l'assenza di Toko Schengelia in gara 1 e in gara 2 di ottimo livello, e ora prova a riprendersi, a rimettersi sulle spalle la Virtus con questa giocata. Sì, adesso non segnano mai da fuori, hanno cominciato a fare un po' a sportellate per andare a prendersi un tiro il più vicino possibile. Direi che è la soluzione migliore, perché lì sappiamo fin dall'inizio che un vantaggio c'è. Tortona è stata brava a sporcare, a tenere la palla lontano, a mettere corpi, a spendere falli, ma è chiaro che se Bologna va con consistenza dentro l'area li costringe veramente a chiudersi sempre di più, e poi qualche tiro da fuori lo deve mettere Bologna. In gara 2 ha eguagliato il suo massimo stagionale, chiudendo con 17 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, e qui non riesce a realizzare dalla lunetta, ma ci pensa Biabas a realizzare 2 punti e forse il terzo col tiro libero supplementare. E qui un'ingenuità di Tortona, che da tiro libero dare questo extra possesso e altri potenziali 3 punti, pesante in una partita punto a punto. Tutti questi episodi che puoi o grattare rubando agli avversari o pulire dal tuo gioco, o limare dal tuo gioco, fanno tutta la differenza del mondo. 5 punti per la Virtus in questo inizio di terzo quarto, che diventano 6, parziale di 6-0 proprio per le Vunere, sotto solamente di 3 punti, con Colbeiros che va ad affidarsi a Obasuan, arriva incontro Strautins, si va invece dalle parti di Wims, ci prova da 3 perché Abbas è un po' scivolato, parabola piuttosto fiacca quella di Kyle Wims, e ora Virtus che ha la chance o di impattare o di avvicinarsi sostanzialmente alla situazione di equilibrio. Prova ad innalzare il volume il Palaferraris, consapevole di vivere un momento di difficoltà. Paiola a Bass per il pareggio, solo il ferro. Obasuan più in alto di tutti a prendersi questo rimbalzo difensivo.
va dall'altra parte con Kyle Wims. Strautitz ancora dal 32 blocca Radojevic che poi rolla verso il pitturato. Obajoan cambia direzione, fa perdere le sue tracce. Radojevic per Colbeiros, bello l'assist per Wims e Miki a chiudere la serranda. Poi Cordinier dall'altra parte come un treno in corsa. Paiola, ricezione un po' complessa, perde un po' di secondi la formazione di Banchi che però ne ha ancora 11 a disposizione. Post basso per Miki, va a sfidare Wims, c'è l'aiuto di Radojevic fuori da Shengelia. Virtus che ha costruito poco, prova a togliere le castagne dal fuoco Toko Shengelia e ci riesce per il -1. Time out di De Raffaele, la Virtus ora è tornata veramente sotto. Sì, perché ha fatto 2, 3, 4 difese veramente di livello assoluto degne della miglior Virtus, con l'ultimo sforzo finale come vediamo qui con questa stoppata. E poi, come spesso ha dovuto durante la stagione nella sua carriera, Shengelia, che anche in assenza di un ulteriore creatore di gioco degli esterni fa l'esterno puro lui e va a prendersi un canestro in penetrazione importante, perché qui Tortona aveva fatto la scelta giusta per andare ad aiutare su Miki, aveva speculato un po' sul tiro di Shengelia, rischia un po' sui tiri da fuori e Shengelia non ha voluto prenderselo proprio perché consapevole della serata è riuscito ad attaccare comunque, a prendersi un tiro da dentro l'area. La prestazione Raggi X di Toko Shengelia parla di 5 punti in 6 minuti col primo canestro che abbiamo visto dal campo poco fa, 3 su 4 ai tiri liberi, un rimbalzo e ovviamente la necessità di mettere altro minutaggio nelle gambe e nella testa per ritrovare la sua miglior versione. Abbiamo visto soprattutto nella prima parte di stagione un Toko Shengelia davvero straripante in campionato, anche in campo europeo. Ovviamente quello di cui ha bisogno la Virtus per arrivare fino in fondo anche nel cammino dei playoff. Colbeiros, vediamo come esce la Bertram dal time out, la pressione di Paiola a fare la differenza anche dal linguaggio del corpo e dal movimento dei corpi. Si vede che la difesa della Virtus ora è di alta fattura. Sì, e Paiola è stato uno degli artefici di questo continuo, lento, progressivo incremento della difesa Virtus. Rimessa affidata a Obasoan, non si può però ancora riprendere perché c'è il fallo fischiato ad Alessandro Paiola, il primo di squadra della Virtus in questo terzo periodo. A quota 3 invece per la Bertram, vedete con Paiola un po' spaesato per il fischio. Un punticino di vantaggio ora solo per i ragazzi di De Raffaele. C'è Baldasso in campo, così come Colbeiros che riceve dall'ex Olimpia Milano. Va a sfidare Miki. Zerini, lo schiacciato per Radojevic. Obasoan dall'angolo importante a sbloccare Dertona in questo terzo parziale. Sono 3 punti che psicologicamente valgono anche di più quelli del cestista belga. Intanto riportano i padroni di casa sul +4. Shengelia totalmente libero Jordan Miki, e questo è un passaggio a vuoto che la Bertram non può permettersi. Sì, però adesso Shengelia è mancato perché solo quei 2-3 minuti nel primo tempo, non può fare a meno di tutti questi giocatori con lui, che può sia giocare 1 contro 1 sia avere questa qualità di passatore. Poi dei gap fisici ci sono, e quindi l'esecuzione di cui abbiamo parlato tante volte quest'anno c'è della Virtus, ma c'è, devo dire, anche da Tortona, che questi ultimi 2 canestri sono frutto di un ottimo, eccellente attacco di squadra per superare la difesa Virtus. Sì, bella circolazione palla dei ragazzi di De Raffaele. A fatturare Radojevic, nuovo +4, elastico che si riallunga e si riaccorcia. Shengelia da Paiola, ancora da Toko Shengelia, fallo di Zerini, quarto di squadra per Tortona, e qui andiamo a rivedere la pressione del numero 0. Problema un dito in gara 2 per lui, ma è riuscito a recuperare, abile e arruolabile anche per questa gara 3. Andrea Zerini che ora va a rifiatare in panchina. Rimessa affidata di Isaiah Cordinier, taglio centrale di Abbas, riceve in qualche maniera Jordan Miki, passaggio piuttosto approssimativo. Colbeiros può sprigionarsi in campo aperto, arriva Toko Shengelia, stavolta la stoppata non è regolare e arriveranno 2 tiri liberi. Sì, e se non sbaglio anche il terzo fallo di Shengelia,
una brutta persa di Bologna in un momento in cui adesso è rientrata dove voleva, nonostante tutto le difficoltà, siamo punto a punto. Una persa ingiustificata non provocata, diciamo, dalla particolare aggressività di Tortona, e quindi contropiede regalato, il terzo fallo di Schengelia, brutto segnale. Eh sì, ora sono 2 i giocatori con 3 falli personali sul groppone, uno è Toke Schengelia, l'altro è Obasuan per la Bertram, con Luca Banchi che sembra non capacitarsi della palla persa piuttosto approssimativa, per usare un eufemismo di Jordan Mickey, soprattutto in un momento dove la Virtus stava quasi per ristabilire l'equilibrio totale. Invece Tortona riallunga sul doppio possesso pieno di vantaggio grazie ai punti di Colbey-Ross, che sale a quota 5 dopo il viaggio in lunetta. Paiola studia la situazione, l'aspetta Kamagate nei pressi del pitturato, c'è Mikin post basso, altra palla persa però dall'ex Zenit. Obasuan cerca il canestro dall'alto coefficiente di difficoltà, contatto considerato lecito quello di Cordigné. Paiola, e qui c'è Colbey-Ross che riesce a prendersi il fallo di sfondamento molto prezioso per la Bertram, che riconquista il possesso. È un momento in cui Miki si è letteralmente perso, ha fatto 2 perse consecutive più un fallo in attacco qui adesso, cioè un momento in cui infatti direi che va a rifletterci un po' su, però è stato veramente eloquente, no? Lo sguardo e il commento di coach Banchi, che era il nostro, nello stupore di vedere come una squadra come Bologna, che ci ha abituato tutto l'anno anche in momenti di difficoltà, poi reagisce, arriva lì e dopo magari fa una giocata vincente. Invece in questo momento ha rilasciato correre via meritatamente Tortona, perché Tortona invece non molla un secondo, va in extra sforzo con i suoi giocatori, recuperi, palloni toccati e canestri anche di grande cuore, diciamo così. E poco fa avevamo narrato di un bel parziale in inizio di terzo periodo della Virtus, in un batter di ciglia. Siamo 10 pari nel terzo quarto grazie alla tripla di Tommaso Baldasso, che ora fa fermare i giochi a coach Luca Banchi. Particolare il fatto che la Virtus si sia riavvicinata in un paio di occasioni, la Bertram l'ha sempre rispedita al mittente. Va detto che la Bertram, specialmente in gara 1, ma è successo anche in gara 2, aveva sempre risposto ai tentativi di fuga della Virtus, a dimostrazione che la squadra di coach De Raffaele è consapevole ovviamente dell'avversario che ha di fronte, ma non smette mai di giocare nemmeno delle difficoltà, e anche questa gara 3 direi che in parte lo dimostra, seppur un andamento diverso rispetto a gara 1 e gara 2. Hai detto benissimo, Mirko, è una caratteristica che c'è stata anche nelle 2 partite perse precedentemente. Si vede che coach De Raffaele sta iniziando con una squadra che ha preso stagione in corso proprio anche a far crescere questo tipo di mentalità, no? È un allenatore che ha vinto, un allenatore esperto, un allenatore che su cui giustamente è stato fatto un programma da parte di un club serio, per cui anche i giocatori sanno che vengono anche valutati sul futuro, su tutto in questo finale di stagione, e stanno veramente tutti rispondendo presente e dando il massimo. Vediamo la reazione delle Vunere dopo il time out. Ci prova con Polonara, solo ferro per lui. Zizic al rimbalzo lotta, ne esce fuori vincente dalla contesa Kamagate. Colbey-Ross fronteggiato da Cordigné, va ancora l'ex Varese a cercare le giuste spaziature, palla un po' ferma, 12 secondi per la Bertram con Radojevic, palla nelle parti di Kamagate, che di mano mancina con la sensibilità dei polpastrelli a firmare i punti numero 54 e 55. Controparziale importante di Tortona, che viene fermato temporaneamente da questo appoggio facile di Sayà Cordigné, che sale a quota 4 punti e riporta la Virtus sul -9. Sempre Colbey-Ross in cabina di regia, tentativo di gioco a 2 con Kamagate, che viene fermato dal fischio degli arbitri e dal fallo in attacco proprio di Tortona. Sì, un po' di inesperienza è uscito al cilindro e quindi questo ci sta. Bologna aveva preso un altro buon tiro con Polonara, ma continua a sbagliarlo, quindi deve avere almeno una continuità di durezza difensiva tale da poter segnare i canestri in contropiede, altrimenti il cronometro continua a scorrere e Tortona è sempre più in fiducia man mano che
che il cronometro va avanti e mantiene la doppia cifra o quasi di vantaggio. Cordinier prova a mettersi in ritmo su Kamagaté, riesce a deluderlo, e poi la tripla a bersaglio di Isaiah Cordinier, una manna dal cielo questa per la Virtus, perché è solamente la seconda tripla della serata per la formazione di Banchi. La prima era stata quella di Marco Bellinelli, arriva quella di Isaiah Cordinier per il -6. Radojevic, taglio centrale di Colberos, Polonara prova a rendergli la vita complessa, poi Kamagaté, angolo non semplice, e ancora il fallo della Bertram con l'esultanza della difesa della Virtus che prova a rifarsi sotto. Andiamo a rivedere quello che è successo. Sì, qui spinge però davanti all'arbitro, quindi fallo netto, credo che ci siano anche i liberi. Momento importante perché alla fine Bologna ha segnato il tiro a 3 punti forse meno costruito, uno dei peggiori e più complessi, senza ritmo, con Cordinier non sapeva più cosa fare, però stavolta è entrato e con una buona difesa successiva, e adesso questo fallo può ulteriormente riavvicinarsi. Sì, una delle parole chiavi probabilmente da qui al termine della partita sarà equilibrio, perché lo abbiamo visto anche non solo in questa serie ma anche nelle altre serie, come possano esserci dei fisiologici cali di tensione da una parte e dall'altra. Ora la Virtus sembra potersi rifare nuovamente sotto dopo le ultime 2 giocate. Intanto Polonara dalla lunetta per riportare i suoi sul -4, scenario che si materializza per il cestista anconetano. 7 punti in gara 1, 2 in gara 2, 55-51 con il possesso di Leocandi. Poi Colberos, tanto spazio per la tripla che non va a bersaglio, Bellinelli la mette giù, fa ripartire Cordinier che si affida a Daniel Hackett, varca ora la linea di metà campo l'ex Sesca, con Polonara che si posiziona sul fronte sinistro. Arriva l'uscita di Cordinier, pressato da Colberos, scivola il 2-0 e qui un po' anche sfortunato Cordinier con la palla contesa e la freccia, che dice Bertram. Sì, però meriti a Tortona, che sa che deve fare questo extra sforzo in difesa, mantenere questa aggressività. I giocatori sono tutti settati in questo, poi è chiaro che Bologna ha la capacità di avere un livello di esecuzione migliore di questo, però stasera non ce l'ha e Tortona il suo lo sta facendo, per cui diamo i meriti a Tortona. Bologna deve sapere che è vicino, ma non ha mai fatto in questi primi 28 minuti quello che veramente serve per vincere la partita. Se la vuole portare a casa deve fare di più. 17-12 il parziale nel terzo periodo per gli ospiti. Leocandi, linea di penetrazione centrale, la figura di Zizic a dirgli di no, poi Kyle Wims non riesce a sfruttare nel migliore dei modi la tabella, si resta sul 55-51. Finta di end-off di Bellinelli, si mette in visione Hackett, lo fronteggia Kandi, taglio proprio di Bellinelli, si resta dalle parti del nativo di Forlimpopoli che pesca il fallo di Leocandi e va a guadagnarsi un viaggio in lunetta. Sì, l'esperienza qui di Daniel, che quando gioca anche dove non c'è un vantaggio d'Italia, perché Kandi ha tutto il fisico e il corpo per tenerlo, ma qui c'è l'esperienza di Daniel che nel momento in cui sente il contatto sa usare perfettamente il perno, e allora nel momento in cui lui sta spingendo in avanti gli arbitri vedono il contatto. Sbaglia il primo tiro libero Daniel Hackett, intanto riguarda Leocandi, anche se gli interesserà, eccolo qui, sicuramente di più il punteggio di squadra. Ricordiamo è un solo punto da quota 1000 in Serie A, perché ne ha realizzati 2 in questa partita. Hackett con l'1-2 a cronometro fermo sotto lo sguardo di coach Walter De Raffaele, con la sua squadra in possesso con Colberos e un possesso pieno di vantaggio da amministrare. Radojevic, spazio per la conclusione da 3 che aveva fatto male anche in gara 2. Leon Radojevic a bersaglio per il +6
di Dertona. Scoccano i 120 secondi alla fine del terzo periodo ed è una tripla che pesa e non poco. Belinelli prova a rispondere, Polonara elude Wims, poi anche Colby-Ross all'angolo per Hackett che non riesce a realizzare. Zizic al rimbalzo, la spunta Radojevic, sale il volume del Palaferraris. Colby-Ross legge bene lo spazio per armare Baldasso, scheggia il primo ferro, il rimbalzo è ancora per il numero 13 che lo colpisce anche con la seconda opzione. Candi fuori, Radojevic tanto tempo per scagliare questa tripla, non riesce a realizzare né una né l'altra squadra, letteralmente inviperito sullo sfondo coach Luca Banchi. Colby-Ross, altra opportunità, sfida Zizic che riesce con i suoi tentacoli a sporcare la sua parabola. Belinelli cerca Polonara, altra palla persa e diciamo che regna la confusione in questa fase. Sì, stasera dicevamo una partita poteva essere ruvida, magari anche a tratti non bellissima, però adesso stanno un po' esagerando nelle palle perse, entrambe le squadre stanno andando un po' fuori controllo. Tortona però generosa e diciamo un po' all'arrembaggio come deve giocare. La Virtus deve essere sicuramente più solida perché ne ha tutte le possibilità. E stavolta Hackett serve un cioccolatino a Dante Zizic che stavolta non può cestinare i 2 punti. 58-54, momento di confusione da una parte e dall'altra, risolto dalla bella lettura di Daniel Hackett per il cestista ex Maccabi di Tel Aviv. Ora Colby-Ross gestisce tempo e cronometro in questo finale di terzo periodo. Questo è il computo degli assist, 15 da una parte, 13 dall'altra. Leo Candi prova l'uscita, Baldasso tallonato da Cordinier all'angolo per Wims, dai e vai, ancora il numero 13 con la finta appoggiando al vetro, quota 60 per la Bertram. Belinelli col tentativo di buzzer beater sul primo ferro, non sappiamo precisamente se sarebbe stato valido. Sta di fatto che termina anche il terzo periodo, avanti ancora Tortona 60-54 dopo il parziale di 20-17 nel terzo periodo della Virtus Bologna. È ancora lunga, ci apprestiamo tra poco a vivere gli ultimi 10 minuti di partita, mentre qui riapprezziamo le ultime giocate con Cordinier per Belinelli e con Leo Candi che vedete aveva sporcato quella manovra, e qui l'ultimo canestro da parte di Tommaso Baldasso, qui con la conclusione di Radojevic importante dalla lunga distanza in un momento in cui non segnava più nessuno. Ci fermiamo, torniamo tra poco per l'inizio del quarto periodo. Torniamo in diretta perché sta per iniziare il quarto periodo, si riparte dal 60-54, pronti per gli ultimi forse 10 minuti di regolamentari per capire se la Virtus strapperà già oggi il pass per la semifinale o se la Bertram rinvierà il tutto a gara 4 che si disputerebbe eventualmente tra 2 giorni, sempre al Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Inizia il quarto periodo con Isaia Cordinier, si incrocia con Belinelli, Hackett fronteggiato da Colby-Ross con Polonara che chiede ora la sfera, posizione profonda per Zizic, bel movimento, arriva in ritardo Kamagate, primi 2 punti del quarto periodo firmati dal croato Ante Zizic per riportare la Virtus sul -4, sale a quota 9 punti.
punti, altro giocatore che va a minacciare la doppia cifra col quarto canestro da 2 della sua partita. Leo Candia ancora all'interno del quintetto in questo inizio di quarto periodo, dal numero 7 per Kamagaté contro Polonara, prova a girarsi Kamagaté, 2-3 volte il ferro, ma il risultato è quel che conta, +6 nuovo per Tortona. Sì, bravo ad attaccare Polonara su cui è un vantaggio, a stare in controllo col corpo e a portarlo così sotto il canestro e poi fare un canestro facile. Forse Achille poteva spendere un fallo in più, perché questo è il momento in cui non può dare canestri facili che danno ossigeno a Tortona. Tortona ha cominciato ad essere un po' stanca con le sue bocche da fuoco, ma trova sempre risorse con un buon attacco, con qualcuno dei suoi giocatori per rimanere lì, e allora ora Bologna deve fare, se vuole, l'ultimo sforzo. E qui oltre scusami, a cambiare un po' quel 2 su 17 da 3 che rende così, diciamo, chiaro il perché del risultato in questo momento. Assolutamente sì. Qui intanto per poco non c'era stato una sorta di regalo e controregalo, rimessa di Belinelli per Hackett che si crea lo spazio, poi riesce la Bertram a salvarsi in extremis con questa giocata difensiva. Andiamo a rivedere con la penetrazione da parte di Daniel Hackett, la palla sporcata da Colby-Ross e l'ultimo tocco proprio del 23 probabilmente. Sì, questa è la decisione dell'arbitro e Tortona mette sempre una mano, uno sforzo, un dettaglio per difendere con le unghie e con i denti questo vantaggio pure esiguo che è rimasto, ma che c'è. Ha un po' sporcato le sue percentuali da 3 Ken Wims, è inevitabile perché aveva iniziato con un 3 su 3, al momento 3 su 8 dopo questo ultimo tentativo, ma ovviamente altro giocatore che non si sfiducia nonostante qualche tentativo a vuoto. Rimessa comunque dalla linea di fondo campo per la Bertram, Kamagaté, Colby-Ross col flyby di Hackett. Ancora una volta però la parabola è piuttosto corta, Hackett dall'altra parte sul doppio possesso pieno di svantaggio delle Vunere. Sempre il duello che si rinnova con Colby-Ross e Belinelli ancora per Hackett, allarga la sua figura l'ex giocatore di Varese, spende il primo fallo di squadra della Bertram in questo quarto parziale. Adesso qui è un corpo a corpo per non concedere un centimetro di campo e per mantenere questa pressione che tanto bene ha fatto alla sua squadra, la pressione degli esterni di Tortona anche proprio fuori dall'arco dei 3 punti. Panchina per Isaiah Cordigné, terzo fallo personale per Colby-Ross dopo l'ultimo contatto proprio con Daniel Hackett, mentre proseguono le operazioni di pulizia. 5 punti con 3 su 3 a cronometro fermo per Colby-Ross e anche 2 palle recuperate. Questo invece è Arthur Strautins pronto a duellare con Achille Polonara sulla rimessa di Belinelli. Leo Candia prova a togliergli un po' di spazio e visuale. Hackett per Lomas, si fa vedere Belinelli, 6 secondi per la Virtus Bologna, chiede palla Hackett, Belinelli si mette in proprio, anche lui però non fortunato dalla lunga distanza. Colby-Ross fa ripartire la Bertram con Leo Candia, si riaffida ancora al suo playmaker, gliela ricede anche Strautins, blocco alto di Kamagaté, armato Strautins dalla lunga distanza ed è quasi sempre sinonimo di affidabilità Arthur Strautins. 2 su 4 da 3 e la Bertram riallunga, nuovo +9. Sì, ormai sono la Virtus che arriva a 2-3 canestri e Tortona che ricaccia in doppia cifra o quasi. Bologna non riesce mai a fare quell'ultimo passo, sembra che sia oggettivamente oggi proprio non brillante anche come condizione fisica, probabilmente un po' precaria. Stiamo vedendo anche come Luca Banchi ha buttato di nuovo dentro Lomas, stia cercando dei protagonisti, un qualcuno che possa dare quel qualcosa in più per agganciare la partita e giocarsela in un finale punto a punto, perché finora è una squadra un po' logora in questo momento oggi, un po' in difficoltà e che quindi sta annaspando, però è sempre lì e ha dimostrato durante tutto l'anno anche la forza mentale, il cuore, la diciamo compattezza tra i compagni, tra i giocatori, perché Bologna non può essere data morta mai, e a maggior ragione adesso che c'è ancora
ci sono ancora tanti minuti da giocare. Eh sì, altro momento della partita in cui la Segafredo è chiamata a rincorrere nuovamente nel punteggio. In realtà rincorre di fatto dall'inizio della partita, ma in diversi punti sembrava davvero in grado di impattare. Rispedita sempre al mittente dalla formazione di De Raffaele. Kamagate con la stoppatona, poi rompe Brian Dawson nel deserto per il 65-58, e enigma ancora lontano dall'essere risolto al Pala Ferraris. Leo Candy con Baldasso che gli viene incontro per il consegnato. C'è l'aggressività e il fallo annesso di Daniel Hackett. Sì, sta veramente cambiando tutti gli assetti possibili Luca Banchi, e adesso dopo un time out, dopo un inizio quarto, fa sempre un buon possesso Bologna, ma ha bisogno di qualche canestro con un po' di continuità, e poi invece il cuore, devo dire, e il desiderio oggi di Tortona fanno tanta differenza, come questo mega super canestro di Candy. E questo canestro per Candy vale tantissimo, perché supera anche quota 1000 punti in Serie A. Risponde subito Achille Polonara per il -8 della Segafredo, e sicuramente dal punto di vista simbolico non si scorderà questa tripla Leo Candy, ex ricordiamo Fortitudo, lui che è di Bologna, quindi partita sicuramente non banale. Strautins si rimette i piedi a posto, crea separazione, primo ferro per lui. Kamagate realizza il canestro, subisce il contatto di Daston, tiro libero supplementare. L'energia del francese, che non si era sbloccato in gara 1 e in gara 2, e in gara 3 sta dando il suo apporto. Eh sì, questa è la fotografia, hai detto bene, proprio il livello di energia in questo momento. La Virtus appare come stanca, come acciaccata, come in difficoltà, e allora poi emerge anche la giocata di tutta la gioventù, desiderio e volontà di Kamagate, che rappresenta bene lo spirito che ha avuto tutta la squadra di Tortona fino a questo momento stasera. Sbaglia il tiro libero supplementare a quota 9 punti con 4 rimbalzi Ismael Kamagate, 70-60 per i padroni di casa, 6:36 al termine del quarto periodo. Lomas schiacciato per Schengelia, va a fronteggiare Strautins, costretto al fallo in lettone, anche perché il peso specifico del georgiano da quelle parti si fa sentire quasi per chiunque. Sì, vanno avanti per questi flash di esperienza, anche di conoscenza reciproca, per la qualità di gioco che hanno avuto, per l'impianto durante tutta la stagione, per l'impianto che hanno messo su nei mesi, però non è mai una continuità oggi, e quindi la deve assolutamente trovare ormai, prima che si entri negli ultimi 3 minuti con un gap così grande. E qui altra palla recuperata dalla Bertram, con la classica giocata di Bellinelli, che raddoppiato trova la linea di passaggio, stavolta per Daston, non fortunata la ricezione, poi va a spintonare Colbeiros, se ho ben visto, e palla recuperata da Tortona, che quindi risposta in un altro elemento, l'ago della bilancia dalla sua parte. 13ª palla persa dalla Virtus. Sì, tutti fanno qualcosa, però adesso è stato bravo Candy a intuire il passaggio di Bellinelli, proprio per una giocata che, come hai giustamente sottolineato, abbiamo visto 1000 volte. Candy è andato, ha toccato quel tanto che basta per sporcare la ricezione ad Aston e avere un altro recupero, e quindi mettiamo le cattive percentuali con le palle perse di Bologna, stanno vanificando anche quegli extra possessi in più che si era guadagnata con i rimbalzi in attacco per gran parte della partita Bologna. Non è riuscito a graffiare finora Rias Lomas, 0 punti per lui, 3 falli personali. Virtus che, banalizzando il discorso con l'assenza di Toko Schengelia, era riuscita in gara 1 e gara 2 ad appianarla grazie a Jordan Mickey, cosa che non sembrerebbe, almeno fino a questo momento, riuscire a fare con l'assenza di Lumberg. Intanto il gioco è ripreso con Colbeiros, con Cordigné che scivola, e Colbeiros non se lo fa dire 2 volte, realizza la tripla, urla davanti ai suoi tifosi, perché Tortona riallunga sul +13 grazie al graffio di Colbeiros. Sì, è un po' anche questa un'altra istantanea, no, della partita. Cordigné che scivola, che rimangono c'è sempre un particolare per cui sono sempre un attimo indietro oggi, e Tortona ognuno di Tortona approfitta di un qualcosa, di un momento, e ogni giocatore mette un tassello in quella che in questo momento è una vittoria fino a questo momento
della squadra di casa. 13-6 il parziale per i ragazzi di De Raffaele, ora in ebollizione il pala Ferraris, prova a spegnerlo Daniel Hackett col ghiaccio nelle vene per il -10, sale a quota 12 punti con la prima tripla di serata. 5:43 ancora da giocare in questo quarto periodo. Candy per Colby-Ross, ancora Kamagate a creare spazio. Colby-Ross cambia direzione, scarica in qualche maniera per Baldasso, tripla difficilissima ma bersaglio, è la terza della sua serata e pesa tantissimo perché riporta la Bertram sul +13 e ora sembra volare anche sulle ali dell'entusiasmo. Bellinelli, risposta immediata ai veterani Hackett e Bellinelli in un momento difficile per la Virtus. Sì, ma il carattere della Virtus e di questi giocatori lo abbiamo detto e non c'è bisogno di sottolinearlo, insomma ormai lo sappiamo, però il grande merito di Tortona è stato quello di portarli però ad avere uno svantaggio tale i giocatori di Bologna, che anche se adesso qualche prodezza dei suoi campioni può non bastare. Colby-Ross ancora dalla lunga distanza e poi Kamagate in contrasto con Jordan Miki, stavolta riesce a pescare il fallo. Virtus che ha esaurito il bonus e sicuramente altra azione importante questa di Kamagate con il francese che andrà in lunetta per 2 tentativi. Virtus a raccolta, quarto fallo personale per Jordan Miki. Qui vediamo la spintonata che induce gli arbitri al fischio. Sì, devo dire che Tortona sta finendo questa partita come l'aveva iniziata, con extra canestri, li sta trovando un po' da parte di tutti, e in più devo dire che l'energia di questo ragazzo che è in lunetta adesso sta dando veramente un contributo che rischia di essere decisivo. Sì, sapevamo e abbiamo visto come il duello con Brian Dustin, in particolar modo anche con Jordan Miki in gara 1 e in gara 2, non fosse stato appannaggio del francese, che ora esulta anche per questo secondo libero a bersaglio, dato che in questo fondamentale in questa serata e non solo non era stato troppo fortunato. Doppia cifra per lui, 4 rimbalzi in 20 minuti, prestazione sicuramente importante quella di Ismael Kamagate, +11 Bellinelli, bell'assist per Jordan Miki. Ora ovviamente Bellinelli, Hackett e tutto il resto della truppa prova a innalzare il livello della propria prestazione, anche perché la Segafredo non può più guardarsi alle spalle, considerando che manca sempre meno tempo e Tortona continua a condurre. Strautins prova a farsi vedere Candy con Bellinelli che cerca di sporcare quella linea di passaggio, arriva a Baldasso, 7 secondi, ancora Tommaso Baldasso, vediamo se si rimette in proprio, sfida Cordigné, Baldasso letteralmente scatenato, Tommy Baldasso, quota 80 per Tortona. Che canestro, veramente protagonisti diversi in momenti diversi, ma tutta Tortona al massimo delle sue potenzialità stasera. Grandi meriti anche per la personalità, per il livello di tensione emotiva con cui stanno giocando questa partita. Quarto fallo personale per Colby-Ross sull'iniziativa di Hackett, un paio di triple stampate da Tommaso Baldasso, questa l'ultima in ordine cronologico, sicuramente da riapprezzare più e più volte. Qui invece l'assist di Bellinelli per Jordan Miki che irrompa al ferro, Hackett non riesce a realizzare, anche una reazione di rabbia ovviamente con se stesso perché pregustava il potenziale gioco da 3 punti, +12 per la Bertram e sarà una doppia possibilità in lunetta per Daniel Hackett. Ha esaurito il bonus anche la formazione di Raffaele e lascia il campo Colby-Ross perché arriva al quinto fallo. Sì, però ha usato bene i falli Tortona tutta la partita, ha mantenuto quel livello di pressione sapendo che poi se alcuni dei suoi giocatori arrivano carichi di falli o con un bonus in fondo, però Tortona è dove sognava di essere e adesso con la spinta del suo pubblico deve solo fare di tutto per mantenere con ogni residuo livello di energia che c'ha questo vantaggio, sapendo che Bologna ha nelle sue corde la capacità anche di segnare tantissimo in poco tempo con i suoi giocatori, di accendersi improvvisamente, ma fino adesso ecco, questi ancora quasi non 70 punti di Bologna sono troppo poco, 70 adesso per ribaltare. Deve veramente fare un break
che deve essere già cominciato per Bologna. Sì, Virtus che ha realizzato, ha toccato quota 20 punti solamente nel terzo quarto, ne ha già toccati 20 invece Tortona in questo quarto periodo, ne aveva realizzati addirittura 27 nel primo parziale. Strautins, handoff per Baldasso, Obasoan prova a sprigionare le sue 4 ruote motrici, si affida ancora a Baldasso che in una dimensione tutta sua segna da ogni mattonella in un amen a 17 punti. Prestazione davvero extra lusso quella di Tommaso Baldasso che fa riallungare la Bertram sul più 12. Jumper di Cordinier per mantenere la Virtus aggrappata in qualche maniera a questa partita. Ottavo e nono punto nella partita di Isaiah Cordinier, 3 minuti e 11. Obasoan rischia di deragliare, cade a terra Baldasso, poi Radojevic per lo stesso Retin. Obasoan, crossover ubriacante su Miki che è bravo a rimanere su di lui. Dau, extra pass per Strautins e la Bertram ora da 3 sta viaggiando di nuovo a vele spiegate come aveva fatto nel primo parziale, anzi ora sta praticamente sempre segnando. Sì, primo e quarto parziale offensivamente pazzeschi da parte di Tortona, sia di squadra come abbiamo visto muovere la palla adesso, sia con quei momenti di trance che abbiamo visto invece dei singoli e di Baldasso in particolare, perché insomma alcuni di quei canestri erano con Cordinier, quindi uno dei migliori difensori della Virtus, e anche con la taglia per oscurare il canestro in maniera importante. Però insomma certe volte quando i giocatori vivono quei momenti sono veramente inarrestabili. Sì, assolutamente sì, anche Strautins tra l'altro dopo la tripla si iscrive al club dei giocatori in doppia cifra, 17 per Baldasso, 11 per Strautins e 10 per Kamagaté. Virtus a meno 12, vediamo se diventa meno 11 col secondo tiro libero di Toko Schengelia che non va a bersaglio, prova ad arrivare a Bas, non ci riesce. Radojevic, 2 minuti e 38, vedete 6 tripla bersaglio nel solo quarto periodo per la Bertram, 15 in totale su 33 tentativi, prestazione balistica di primissimo livello per i Leoni. Chris Dau, grande assist per Radojevic, Schengelia in maniera miracolosa evita un canestro che sembrava fatto. Sì, c'è ancora l'orgoglio di questi giocatori, ma tutto il ritmo e tutto il flusso di gioco è dalla parte della squadra di casa, che è evidente che Bologna non è un po' al meglio, ha dei giocatori che non sono al 100%, ha qualche assenza, ma i meriti stasera di Tortona sono la parte sicuramente più importante da enfatizzare, perché fino adesso Tortona ha fatto veramente una gran partita e la Virtus con sofferenza, con tutto quello che gli viene riconosciuto a questo gruppo di lavoro, gruppo squadra, di come stanno insieme, è rimasta attaccata alla partita ma senza mai avere la sensazione di poterla condurre. Sì, tra l'altro Baldasso si era già ben comportato, intanto vediamo il quadro dei falli personali con Colberos che come sappiamo è uscito anzitempo dal campo. Baldasso si era già ben comportato contro la Virtus Bologna, aveva realizzato 18 punti lo scorso 3 dicembre, era la 10ª giornata di regular season, ovviamente contesto ben diverso. Qui siamo nei playoff, siamo con una Bertram che è in una partita da dentro fuori per avere vita. Doveva necessariamente ottenere la vittoria, ora si è avvicinata sensibilmente grazie anche alla prestazione dell'uomo inquadrato qui, Tommaso Baldasso, 8 punti nel solo quarto periodo. È prestazione davvero eccellente quella dell'ex Olimpia Milano. Ci sono da giocare ancora 2 minuti e 22. Baldasso ancora da 3, stavolta troppo difficile anche per lui nonostante l'ampia fiducia di cui gode in questo momento. Cordinier prova ad andare fino in fondo, fermato in maniera fallosa da parte di Radojevic. Ormai sarà un viaggio in lunetta quasi perpetuo perché entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. Rivediamo qui lo sgambetto di Radojevic. Sì, c'era troppo spazio di campo da coprire e Cordinier in piena velocità è difficilmente arrestabile. Radojevic prova a reagire e anche a scivolare, ma chiaramente diventa, come hai detto tu, un intervento quasi calcistico a quel punto.
Intanto, mentre ci apprestiamo a vedere il viaggio in lunetta di Cordinier, vi ricordo gli appuntamenti di domani dalle ore 20, gara 3 tra Pistoia e Germani Brescia, con la squadra di Alessandro Magro che avrà la possibilità di chiudere i conti proprio al Pala Carrara di Pistoia, mentre alle ore 20:45 gara 3 tra la Dolomiti Energia Trentino e le Asset Emporio Armani Milano, con la serie sull'1-1, quindi si andrà comunque sia a gara 4 con la formazione di Galbiati che ha espugnato il forum, l'Unipol Forum in gara 1, mentre quella di Ettore Messina è riuscita a impattare la serie in gara 2. Viaggio in lunetta che si tramuta nell'85-75, ovviamente ora fa gioco anche alla Bertram gestire un po' il cronometro. Questi punti nel quarto, vedete, 25-21. L'altro periodo a punteggio elevato da entrambe le parti era stato proprio il primo. Basoan fino in fondo riesce a pescare anche questo canestro e ora vede sempre più vicina alla vittoria la Bertram, che ricordiamo nelle ultime 2 stagioni. Intanto Cordinier ancora a bersaglio, Bertram che nelle ultime 2 stagioni era stata fatta fuori dalla Virtus in semifinale con i punteggi di 3-0 e 3-0, e ovviamente allungare la serie contro una formazione come la Virtus nel quarto di finale riveste anche storicamente un'importanza non indifferente. Sì, questo senza dubbio, ma poi comunque senza tanto voltarsi indietro o guardare avanti, dentro una serie, insomma, oggi il tasso di fiducia con cui usciranno fuori da questa partita dei giocatori di casa sarà completamente diverso, e Bologna invece sente nella sua pelle probabilmente la fatica, il fatto di dover stare ancora 2 giorni in trasferta in hotel contro una squadra che ha mostrato di avere non 1 o 2 armi, ma tanti giocatori diversi che danno il loro contributo, di avere un sistema, di essere pienamente in fiducia e di crederci, e Bologna sa che dovrà fare un grande sforzo per chiudere la serie qui ed evitare altrimenti una gara 5 che se no è sempre, seppur giocata in casa, è sempre un terno all'otto, perché insomma una gara 5 non la vuoi mai giocare se hai un fattore campo, vuoi chiudere presto. Sì, assolutamente. Tra l'altro a livello di calendario le eventuali gare 5 delle varie serie si andrebbero a disputare tra lunedì 20 e martedì 21 maggio, mentre da venerdì prossimo iniziano le semifinali playoff, mentre andiamo a rivedere qui la situazione all'istant con la parabola di Chris Dow e i 2 tiri liberi proprio in favore del numero 5, che dal campo aveva colpito in gara 2 solamente 2 volte su 7 tentativi. 7 punti per lui in questa gara 3, con 2 su 2 dall'interno dell'arco e anche una tripla a bersaglio. E ora, per far avvicinare la Bertram a quota 90 e soprattutto al successo in questa serie, a bersaglio col primo tiro libero, ovviamente pensieri di coach Luca Banchi, che ora vede avvicinarsi la gara 4 sempre a Casale, che dovrà fare i conti probabilmente sempre con l'assenza di Iffe Lundberg, proprio per la scivolata in gara 2 che già lo ha estromesso da questa partita. Intanto Cordinier prova ad andare a rimbalzo, la Virtus che ricordiamo ha ritrovato Toko Schengelia sulla via del recupero, anche Dobric nei 12 oggi, compreso Lomas, però chiaramente ora dovrà eventualmente resettare il tutto in vista della prossima sfida. Qui sbaglia Cordinier, ormai striscione del traguardo in arrivo per la Bertram Dertona Tortona, che ha condotto questa partita dall'inizio alla fine. La Virtus ha cercato di rimetterla in discussione in diverse occasioni, è stata rispedita al mittente con la formazione di De Raffaele, che, come diceva coach Pianigiani, ha trovato risorse, ha trovato le energie giuste. Baldasso, questa è impossibile anche per lui. Qui arriva anche il fallo in questa parte finale di partita, che però servirà ormai solamente a decretare il risultato finale. Chiaramente ora arriva anche tutta l'esultanza e la soddisfazione di coach Walter De Raffaele, che ora va ad inneggiare anche il pubblico, abbraccia Tommaso Baldasso, tra i protagonisti, probabilmente il protagonista cardine di questa vittoria. Sì, meritato
meritata standing ovation per lui, perché ha fatto veramente cose anche extra nel momento in cui c'era da chiudere definitivamente la partita, e l'ha fatto veramente con grande presenza in una serata che è stata però speciale anche un po' per tutti i compagni, e quindi diciamo una stagione complessa per Tortona, che e questo invece è anche un investimento emotivo, no? Di un nuovo percorso, una vittoria contro una grande squadra, contro la prima del nostro campionato, di fronte al pubblico di casa, indipendentemente da come andrà la serie. Questa è una serata importante per Tortona. Partenza di Jordan Miki, pressione di Obasuan, Lomas ci prova da 3, va a bersaglio Lomas che riesce a sbloccarsi, seppure in un momento in cui la Virtus ormai non può più rientrare nei giochi. Bertram che di fatto va a prendersi anche una rivincita. Intanto coach De Raffaele dà anche un po' di secondi in campo a Enrica, se ho ben visto, sì, anche al capitano Tavernelli. Eccolo qui, riceve, attenzione, il numero 10 per la tripla. Sarebbe stata una bella soddisfazione per il classe 2005 che non riesce ad andare a bersaglio. Lomas ancora da 3, nulla di fatto. Bertram che si prende la rivincita anche di quanto successo in regular season nella penultima di campionato, dove la Virtus aveva ispugnato Casale Monferrato. Sorride stavolta la formazione di De Raffaele, che vince gara 3 91-81 e dice che la serie non è finita qui, si andrà a gara 4 tra 2 giorni, sempre al Pala Energica Paolo Ferraris, con una Bertram ora che accorcia sul 2-1 e che ha lanciato un segnale importante. Sì, guarda, quest'ultima immagine di coach Raffaele che si rivolge ai suoi tifosi, ai ragazzi della curva di Arel Canestro, dicendo la prossima, dà proprio un segnale di mentalità, no? di un allenatore che è all'inizio di un progetto, che vuole costruire una mentalità di una squadra, di un club che vuole crescere, e quindi sicuramente ci sarà un'aggressività da parte di Tortona ancora superiore. La Virtus oggi ha preso questa consapevolezza. La Virtus è una squadra che però ci ha mostrato 1000 volte in stagione come può essere acciaccata, può essere in un momento in cui i giocatori non sono al meglio, può avere assenze, può venire da una brutta giornata, ma ha sempre dimostrato presente, ha sempre reagito, e questo è il motivo per cui si è giocata fino all'ultimissimo la chance di fare un playoff di Eurolega ed anche il primo posto in campionato. Coach, Sentiamo Walter De Raffaele. In gara 2 però ce l'avete completamente riaperto la serie. Cos'è cambiato rispetto a qualche giorno fa? Perché lei ha detto ai tifosi: torniamo qui, ci rivediamo qui. È cambiato che i giocatori hanno giocato una partita meravigliosa. Abbiamo davanti una squadra di Eurolega che ha 1000 possibilità, tanto talento più di noi. Abbiamo messo in campo sacrificio, idee diverse, e questo con l'abbnegazione dei giocatori credo che non ci siano dubbi sul merito di questa vittoria. La serie è ancora lunga, però abbiamo regalato un'altra partita in casa al nostro presidente e ai nostri tifosi, quindi siamo molto felici, ma non abbiamo ancora fatto niente. Grazie mille. E ovviamente il riassunto di quello che ha detto De Raffaele, dato che ormai ci siamo iscritti al ballo, possiamo continuare a ballare, perché ovviamente la Bertram sa di affrontare questa serie da sfavorita, però questa è una vittoria che dà tanta carica ovviamente. E sentiamo anche Baldasso, l'MVP di questa partita. Tommy, serviva la partita perfetta per riaprire la serie, avete fatto una partita appunto perfetta, meravigliosa. Cosa avete avuto secondo voi più della Virtus stasera? No, più della Virtus è difficile avere qualcosa, sono una squadra fortissima. Abbiamo fatto una buona gara, una gara compatta con l'aiuto del pubblico. Tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno dato il massimo, hanno dato tutto quello che avevano, perché probabilmente uscire 3-0 non ci stavamo, non volevamo starci, quindi abbiamo dato il massimo, siamo riusciti a vincerne una. Proveremo a dare di nuovo tutto, anche se sappiamo la qualità dell'avversario, la forza dell'avversario, per cui bisogna soltanto che lavorare e dare tutto. Grazie mille, Tommy. Grazie a voi. Queste le parole di Tommaso Baldasso, insomma sia in Walter De Raffaele che in Tommaso Baldasso c'è anche orgoglio per quello che è stato fatto e la consapevolezza che altrettanto dovrà essere fatto tra 2 giorni per avere la meglio su una formazione come quella di Coach Banchi. Ma quello che ha sottolineato coach De Raffaele è stato importante, perché ha separato le due cose, no? Come avevamo detto, questa serata che a prescindere è una serata che loro giustamente devono celebrare come gruppo di lavoro, come
come società ed è importante. Ma d'altro canto ha detto siamo dentro la serie, non ci vogliamo fermare qui, perché è un allenatore che ha vinto, in passato ha vinto scudetti, e quindi sa che non è che non volevamo chiudere 3-0, vuole vincere anche la prossima, ma credo che la Virtus abbia questo tipo di consapevolezza ben chiara, ce l'ha il coach Banchi, ce l'hanno tutti i giocatori, cercheranno di resettare perché sono abituati a questi tipi di serie in momenti anche ben più duri, e sono sempre avanti 2-1. Ci saranno 48 ore in più magari anche per Schengelia, per buttare fuori ancora qualche altra tossina dalla forte influenza che ha avuto, per essere ancora più protagonista. Insomma, tanti presupposti, tanti temi da una parte e dall'altra, ma di sicuro un'altra grande partita che aspetta i nostri telespettatori tra 48 ore. Sì, dovrete attendere appena 48 ore, lo scenario sarà sempre il Pala Ferraris. Qui la spuntata in gara 3, intanto Tortona 91-81. Coach, è stato un piacere, grazie per essere stato in nostra compagnia, e i telespettatori di DAZN ovviamente ti ritroveranno presto nei playoff. Grazie a te, grazie a tutti, è sempre un piacere, poi sono playoff bellissimi, per cui ne vivremo ancora tante e sono molto contento. Eccolo qui il tabellone della Serie A Unipolsai che continua a comporsi, non c'è ancora una semifinalista ufficiale, potrebbe essere la Germani Brescia in gara 3 domani, per il resto andremo a vedere da qui al weekend come si andrà a comporre il quadro. Intanto la Bertram è riuscita ad allungare la serie vincendo col punteggio di 91-81. Noi tra poco vi lasciamo agli highlights e poi vi auguriamo un buon proseguimento sul palinsesto di DAZN. Un saluto, un ringraziamento e una buona serata da Mirko Fusi e da Simone Pianigiani.